Bene, allora grazie a tutti per l'invito. L'Ateneo è molto contento di ospitare questa giornata di studi, che ormai è una giornata tradizionale dell'Ateneo, questo Darwin Day. Devo dire che solo leggendo i titoli delle diverse relazioni, insomma, c'è un universo mondo che si apre, dalla interazione uomo-macchina, alle cellule staminali, ai big data. Devo dire che l'aspetto, tutto ciò che attiene alla cultura scientifica, come sa il nostro socio Franco Ferrari, che ringrazio perché è sempre molto attivo nell'organizzazione di questi eventi, oltre che per la vita dell'Ateneo, proprio nelle mie linee guida della presidenza, io sono presidente praticamente da poco più di un mese, ho ritenuto di dare molta importanza all'aspetto scientifico. Una volta l'Ateneo Veneto, i soci erano divisi proprio in classi, c'era la classe delle scienze morali, delle lettere e delle arti e c'era la classe delle scienze naturali e matematiche, quindi si doveva essere soci appartenendo a una di queste classi. Ormai storicamente queste classi hanno perso di significato, ma non ha perso di significato l'importanza delle scienze naturali e delle scienze matematiche, cui nel corso del mio quadriennio di presidenza darò un notevole impulso. E devo dire che da giurista, io di lavoro faccio da 40 anni il giudice, sono anche interessata a tutta la parte relativa alla giurisprudenza, perché i giudici si trovano ad affrontare delle situazioni che non sono esattamente sussumibili in quelli che sono gli schemi giuridici, in quelli che sono gli istituti giuridici, cioè tutte queste nuove realtà sono realtà complicate per essere poi giudicate, tra virgolette, e solitamente la giurisprudenza arriva sempre dopo, arriva sempre in ritardo. Quindi questo coinvolgimento anche delle questioni giuridiche è un coinvolgimento molto importante, forse i giuristi dovrebbero attrezzarsi di più dal punto di vista culturale su questi argomenti per poter poi affrontarli nel loro lavoro. Ringrazio ancora tutti gli illustri partecipanti e auguro buon lavoro a questa giornata di studi. Grazie. Grazie a lei. Grazie Presidente. Allora, Franco, di due parole te e poi dopo. Due parole io come, diciamo così, organizzatore. Ormai siamo arrivati al 14° Darwin Day, abbiamo una mattinata molto importante, organizzato sempre dall'Università di Padova ormai da 14 anni col professor Benedetti e anche da noi dell'UAR di Venezia, l'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti, che da molti anni segue questa attività e quindi abbiamo un collegamento anche con tutti i nostri soci. Ringrazio tutti i partecipanti, sono le scuole medie e superiori di Venezia e di Mestre, vedremo dopo i vari nomi e speriamo che possano anche intervenire alla fine con qualche domanda. Ripasso subito la parola al professor Benedetti che ci darà, diciamo così, una illustrazione, una descrizione della giornata. Ringrazio già in anticipo i partecipanti, Aglio Renzini, Chiara Angiolini, Graziano Martello e poi non vorrei aver dimenticato il collegamento con Adriano Vlad, addirittura da Oxford. Grazie a tutti i partecipanti, a te la parola Piero. Allora, dunque, eccomi qua, no, che dite? Che devo fare qua? Non ci sono. Sì, io ti vedo. Mi vedete? Io non mi vedo, invece io no. No, non c'è problema, parla, ti vediamo. Noi ti vediamo. Ecco, allora, no, volevo far vedere il programma, così era più facile per me. Ecco, lo vedete questo qui? No. No. No, devo fare condivisione schermo, scusate un secondo. Ma anche se ce lo leggi è lo stesso. Ma no, ve lo faccio vedere. Ecco qua, questo qui è il programma. Sì. Eccolo. Vedete, adesso lo vedete. Sì. Allora, l'idea di questa giornata, per cosa c'entrano i computer con Darwin, in realtà il filo conduttore è la parola evoluzione. E allora quello che diciamo, ho cercato di fare, di invitare delle persone che in realtà si occupassero dell'evoluzione nel loro campo e che comunque come questa evoluzione, per esempio del linguaggio dei computer, è importante per la biologia, come è importante per l'astronomia
e così via. Quindi diciamo l'idea di mettere insieme queste persone apparentemente diverse, apparentemente molto lontane, in realtà non è vero che sono così lontane. E quindi direi che diciamo, di fatto questa è l'idea dietro questa giornata, e quindi penso che la cosa migliore sia di dare subito la parola ad Adriano Vlad, che parlerà del linguaggio dei computer, poi Graziano Martello che parlerà di costruire il programma delle cellule staminali, quindi un programma diciamo diverso, ma che avrà sicuramente delle analogie, e poi Alvio Renzini che ci parlerà dei big data nell'astrofisica e la gestione di questi big data nell'astrofisica, e Chiara Angiolini che ci farà vedere, ci spiegherà come ci possiamo difendere oppure come possiamo usare in senso positivo diciamo, la conoscenza e le relazioni appunto di questo tipo. Ecco qua, quindi Adriano, se vuoi cominciare te, eccoci qua. Grazie. Ecco, allora, appena finisci di condividere posso iniziare a condividere le slide? Io ho messo chat la condivisione. Togli il programma. Devi uscire tu dal... Devi uscire infatti, interrompi la condivisione. Eccolo qua. Perfetto. Sì. Adesso devi fare te la condivisione. Vogliamo Adriano? Eccoci. Buongiorno a tutti. Vedete la prima slide, giusto? Sì. Sì, dal linguaggio. Sì, perfetto. Allora, una piccola introduzione. Oggi vi parlerò di linguaggio in termini di linguaggio naturale e linguaggio dei computer e come si è evoluti dall'uno all'altro e quali sono le mutue influenze tra quello che è il linguaggio che parliamo tutti i giorni, e che può essere l'inglese, l'italiano, il francese, eccetera, eccetera, e quelli che invece sono i linguaggi dei computer, intesi come linguaggi di programmazione e linguaggi per comunicare con un computer, come vedremo a breve. E quindi l'evoluzione dell'interazione fra l'uomo e la macchina. Ora, il contesto in cui mi trovo personalmente è quello di lavorare a Vodafone Group attualmente, che è la holding company delle varie Vodafone che troviamo nelle varie nazioni, dove mi occupo in realtà proprio di innovazione, in un qualche modo di evoluzione di quelle che sono le tecnologie che utilizziamo proprio per connetterci e per comunicare l'uno con l'altro. In particolare mi occupo di machine learning ed artificial intelligence e come ho sempre voluto fare sin da quando ero piccolo, ho in qualche modo iniziato a fare dei brevetti, quindi delle invenzioni che ci possono proprio permettere in qualche modo di migliorare quelle che sono le comunicazioni tra persona e persona. Adriano, scusa, ti interrompo, se puoi parlare un po' più lentamente, mi chiedono. Certo. Grazie. Assolutamente. A parte questo, mi occupo proprio di ricerca per quanto riguarda l'informatica e per quanto riguarda in particolare una branca dell'intelligenza artificiale che vedremo a breve verso la fine della presentazione oggi. E per quanto riguarda la ricerca, lavoro con questo gruppo che si trova ad Oxford e collabora con la Banca d'Italia molto strettamente e anche con l'Università Tecnica di Vienna, dove appunto facciamo ricerca su questa branca dell'intelligenza artificiale che ci permette di utilizzare dei linguaggi logici, quindi sempre linguaggi in un qualche modo dei computer, e ci permette di parlare, di istruire in un qualche modo una macchina per calcolare, fare calcolo estremamente complesso, estremamente lungo da fare con computer normali, e ci permette di farlo in maniera efficiente per quanto riguarda i big data, di cui parleremo anche oggi durante le altre presentazioni. I big data sono proprio queste grosse, enormi mole di dati che negli ultimi decenni sono ovviamente accumulate da varie aziende, da varie istituzioni. Quindi oggi parleremo prima di linguaggio naturale, con origini e somiglianze fra le lingue che conosciamo, parleremo della relazione fra suono e significato e anche grammatica e matematica, proprio per passare all'evoluzione di quello che è la figura dello scienziato che conosciamo. Parleremo poi di linguaggio dei computer, della natura duale del codice, linguaggi di programmazione intesi come imperativi e dichiarativi, di cui spiegherò le differenze, e poi di tecnologie più all'avanguardia come il Natural Language Processing e i ragionatori automatici, che è proprio la branca di cui mi occupo. Quindi iniziamo un pochino con della storia, delle origini del linguaggio naturale come lo conosciamo. Secondo gli esperti, la lingua parlata è stata inventata una sola volta, ovvero tra i 50.000 e i 150.000 anni fa è nata quella che è si dice una protolingua, da cui poi sono derivate tutte le lingue che conosciamo oggi. E gli esperti pensano che questo sia appunto avvenuto intorno all'epoca in cui si è evoluto il moderno Homo sapiens, quindi sempre di evoluzione si parla, e l'evoluzione è accompagnata dall'evolversi anche proprio della lingua parlata e scritta ovviamente.
E questo è avvenuto prima che gli uomini si trasferissero dall'Africa e si diffondessero in tutto il mondo. Quindi notiamo come il linguaggio sia una caratteristica distintiva del genere umano. Quindi ci evolviamo in un qualche modo grazie proprio alla trasmissione di conoscenze. Si dice we stand on giant shoulders, sediamo sulle spalle dei giganti, ovvero proprio in termini accademici l'innovazione è basata sulla ricerca che viene fatta ovviamente negli anni precedenti e nelle decadi precedenti. Quindi lo stesso principio, il filo conduttore è proprio sempre il linguaggio che ci permette di trasmettere quelle che sono le nostre conoscenze alle generazioni successive. È noto più o meno da oltre 200 anni che esiste una forte relazione tra molte lingue parlate oggi e in epoca classica, in un ampio corridoio che si estende dall'Islanda fino allo Sri Lanka. Quindi c'è l'ipotesi di una protolingua appunto comune, da cui poi tutte quelle che conosciamo sono in qualche modo evolute. Vediamo degli esempi. In particolare vorrei mostrarvi la somiglianza tra inglese e sanscrito, e fra queste parole, quindi padre, madre, figlio e figlia, sono estremamente simili dal punto di vista del suono, ma anche del significato. Si dice semantico, quindi riguardante il significato. Si pensa infatti che le lingue indoeuropee possano avere un'origine comune circa 6.000 anni fa e quelle euroasiatiche forse intorno a 20.000 anni fa. Notiamo come anche in italiano padre e madre siano estremamente simili a pitre e madre e father e mother. Non è così invece per figlio e figlia. Quindi notiamo che ci sono delle differenze, dei casi in cui delle parole di lingue estremamente diverse o estremamente simili sono più o meno simili a seconda di come si sono evolute le varie culture e quindi proprio, come dicevamo, il rapporto con la cultura. Ad esempio, il numero 5 è utile per capire proprio il fatto che le parole combinino suono e significato e che entrambi possono cambiare nel tempo. Notiamo come in inglese 5 e in francese 5 siano apparentemente estremamente diversi. Quindi spesso si dice il significato è conservato, ma il suono è cambiato, così completamente che un'origine comune non è quasi più riconoscibile. Se però prendiamo appunto queste parole e andiamo a tracciare qual è la storia dell'evoluzione proprio della parola, vediamo che 5 è estremamente più simile a 5 in tedesco e 5 è più simile a 5 del latino. E questi due sono riconducibili ad un proto-indoeuropeo pengue, una parola che in un qualche modo è più simile a 5 e 5 perché pen ricorda fun e quin e la gue finale ricorda la F finale e la Q finale di quinque. Quindi notiamo che ci sono appunto delle somiglianze. Quindi abbiamo detto che spesso il significato rimane invariato ed è il suono a cambiare. Riprendendo il caso di inglese e sanscrito avevamo visto come fossero molto simili sia il suono che il significato, quindi da daughter a duhitr il suono e il significato più o meno rimangono uguali. Questo non accade in altre lingue, dove ad esempio dohiti in hindi sembra estremamente simile in termini di suono a daughter, ma il significato, proprio perché come abbiamo detto è in un qualche modo estremamente legato alla cultura, è variato ed è diventato appunto proprio quello di nipote, granddaughter. Quindi possiamo dire che abbiamo capito che le parole combinano suono e significato ed entrambi possono cambiare nel tempo, e in più che il significato è profondamente legato alla cultura. Ed è interessante, secondo me, mostrare come questo accade anche in lingue che conosciamo bene, che sono apparentemente molto simili. Noto spesso, dico spesso, che accade che frasi semanticamente equivalenti siano talvolta composte da parole semanticamente differenti. Sembra uno scioglilingua. Cosa significa? Che frasi come mi dispiace lo sento in italiano e spagnolo significano esattamente la stessa cosa, quindi semanticamente il significato della frase rimane uguale. Ad ogni modo le culture sono leggermente diverse e se prendiamo la parola dispiace e la parola siento individualmente, notiamo che in realtà esse sono in un qualche modo diverse da un punto di vista di significato. Iniziamo a capire che per quanto riguarda la semantica, il significato di una frase è molto importante proprio il contesto, il concetto di contesto. Infatti dispiace significa il contrario di piacere, il contrario di provare piacere, mentre siento in spagnolo in un qualche modo ha a che fare con quel contesto di provare qualcosa fisicamente o in termini di emozioni o altro. È anche interessante vedere come lo sviluppo di alcune parole è parallelo, si dice, ovvero vediamo come in inglese e in tedesco, ma anche in latino e poi in italiano, c'è una certa somiglianza fra le parole due e dente, anche in italiano, quindi ci sono delle somiglianze in termini di suono, ovviamente non in termini di significato, apparentemente, nonostante abbiamo ovviamente due incisivi.
Infatti vediamo come tu e tooth suonano simili, zwei e Zahn suonano simili, che sarebbe in tedesco, e Deus, dente in latino, sembrano anche questi estremamente correlati. Quindi in lingua indoeuropea c'è uno sviluppo parallelo tra parole per due e dente, che dipende proprio da, in un qualche modo, anche questo da un aspetto culturale. E in ebraico ancora di più esiste una parola, shnaim, che significa sia due che paio di denti. Ad ogni modo, anche il linguaggio naturale, come vedremo anche il linguaggio delle macchine, ha in un qualche modo una natura duale, ovvero fra scritto e parlato. Finora abbiamo parlato principalmente del parlato e dei suoni e del significato. Il linguaggio naturale però in pratica è più espressivo quando parlato, comprende infatti l'intonazione. Quindi una frase come ad esempio ho visto uno scoiattolo in giardino può sembrare avere un senso unico quando si legge per iscritto, ma nel caso in cui venga detta, l'intonazione e l'enfasi che si dà su una certa parola cambia a seconda del contesto. Vediamo un esempio, quindi se diciamo ho visto uno scoiattolo in giardino, probabilmente sto rispondendo a una domanda, sto parlando in un contesto in cui mi è stato chiesto se ho visto un gatto in giardino, un cane o altro. Invece dando l'enfasi sulla parola, sto in realtà dando un significato che viene perso nella lingua scritta. Lo stesso avviene con il verbo, quindi ho visto uno scoiattolo, non l'ho sentito, ho visto uno scoiattolo in giardino e non in casa, e così via. Quindi vediamo come nel linguaggio naturale, a differenza di quello che vedremo per le macchine, vengono ammesse delle incertezze. Quindi il linguaggio in un qualche maniera è in realtà impreciso o vengono comunque rispettate in un qualche modo delle regole e una logica, ma allo stesso modo vengono ammesse delle incertezze. Quindi il linguaggio naturale viene elaborato anche durante una conversazione dall'interlocutore e dall'oratore. E questo ci dà la possibilità di parlare della relazione fra grammatica e matematica, andare sempre più verso quello che è il legame fra il linguaggio e le scienze, in un qualche modo il linguaggio utilizzato per i computer. Quindi il suo processamento del linguaggio da parte degli interlocutori richiede ovviamente una logica e un'elaborazione, da pensiero a sequenza di parole e poi a suoni per chi sta effettivamente parlando, e per l'ascoltatore ovviamente nella traduzione di un flusso continuo di suoni in fonemi più discreti e quindi in parole che poi vengono effettivamente comprese. Quindi le frasi vengono tradotte in messaggi e i messaggi vengono tradotti di nuovo in frasi in termini di significato. E in più, nel linguaggio naturale è sempre possibile avere un feedback, nel senso che se ora voi mi interrompeste o mi faceste una domanda, ovviamente il linguaggio, la mia frase cambierebbe. Quindi è interessante vedere come c'è in un qualche modo questa possibilità di ammettere degli errori, di comprenderli e di comprendere sempre il significato anche nel caso in cui questo non sia sempre chiaro. Per passare proprio al legame con la scienza, utilizziamo questa interessante somiglianza fra le parole in inglese talk, tell e tale, che hanno a che fare proprio col mondo del linguaggio, del parlare e del raccontare, e il tedesco Zahl, che invece significa numero. Quindi la conoscenza della grammatica, si diceva un tempo, doveva in realtà conferire una sorta di potere proprio magico, di potere di incantare, da qua deriva la parola glamour in inglese. E l'elaborazione del linguaggio implica infatti proprio il calcolo, in qualche modo questo potere di incantare, potere magico, deriva proprio dal fatto che ci sta in qualche modo un potere scientifico dietro alla lingua che ci permette appunto di esprimere le nostre idee, di convincere e altro. Quindi gli antichi, è interessante notare con un po' di storia, che non includevano ufficialmente la grammatica in ciò che consideravano matematica. Quindi secondo la scuola pitagorica la matematica doveva consistere in aritmetica, in geometria, astronomia e musica, e veniva chiamato appunto il quadrivium. Più là, nelle università poi medievali, nelle scuole medievali, ci si rese conto che come prerequisito era necessario proprio il trivio di logica, grammatica e retorica. È interessante notare proprio questo legame tra grammatica e matematica con il fatto che molti studiosi, come lo stesso Grassmann, Chomsky oppure anche Lambeck, erano in un qualche modo sia studiosi delle lingue, quindi linguisti, ma allo stesso tempo studiavano la logica e erano essi stessi spesso matematici, come lo stesso Grassmann, che è conosciuto da chi studia il classico più per la sua legge di Grassmann e per il suo studio filologico. Quindi per questo anche notiamo che lo stesso Lambeck, che è appunto uno di questi studiosi, diceva nei paesi in cui gli studenti nelle scuole superiori si trovano di fronte alla scelta tra scientifico e classico, spesso chi sceglie il classico, quindi le materie umanistiche, diventerà comunque uno scienziato, un matematico e altro. Tra parentesi, ho fatto il classico io. Vediamo quindi come l'evoluzione della lingua accompagna anche l'evoluzione della figura dello scienziato e dello strumento che lo scienziato utilizza in vari campi per fare le proprie ricerche. Quindi vediamo come un astronomo utilizzi proprio il telescopio per vedere al di là
del proprio occhio, al di là delle proprie capacità, e mentre uno scienziato inteso come computer scientist, un informatico, utilizza il computer per andare oltre quelle che sono le proprie capacità in termini di calcolo. Quindi scrivere software in un qualche modo, scrivere del codice, significa proprio modellare dei ragionamenti logici e scientifici per risolvere una quantità di problemi ovviamente impressionante e problemi anche molto complessi. Quindi questo stesso concetto rende l'informatica in realtà decisamente incentrata proprio sull'uomo e sul rapporto con i computer piuttosto che solo su questi ultimi. Questi processi logici, che vengono spesso detti algoritmi, per chi in un qualche modo li definì, che si chiamava algoritmi, possono essere eseguiti a mente, quindi ciò che fa un computer teoricamente può essere eseguito da una persona. Spesso all'università i professori richiedono proprio di scrivere complessi programmi con carta e penna per sottolineare questo punto per scopi didattici. Ad ogni modo, come ci insegna Alan Turing, l'inventore, diciamo, di quello che definiamo computer, è necessario spesso utilizzare dei computer perché l'uomo richiederebbe magari migliaia, centinaia di migliaia di anni per fare dei calcoli che un computer riesce a fare molto poco. Quindi è necessario un linguaggio che ci serva per mediare tra uomo e macchina. Quindi un linguaggio inteso come ponte fra quello che è l'uomo, lo scienziato, chiunque, e una macchina. Esistono quindi linguaggi che hanno una natura duale, quindi l'uomo deve saperlo leggere e scrivere, mentre la macchina deve saperlo eseguire. Quindi è necessaria una sintassi formale, una semantica formale, a differenza spesso del linguaggio naturale che ammette, abbiamo detto, degli errori, e questo rende i linguaggi dei computer spesso fragili. Il codice infatti è considerato esatto ed è eseguibile, quindi deve essere dato in pasto da una macchina e compreso solo se rispetta una certa sintassi e una certa semantica. Quindi fra parallelismi e differenze con il linguaggio naturale notiamo che quest'ultimo, il linguaggio naturale, è più robusto in quanto i lettori o l'interrogatore può spesso capire il testo anche se contiene errori. Mentre un computer può eseguire cose estremamente complesse per un uomo, ma allo stesso tempo se c'è un minimo errore risulta estremamente fragile. Quindi, per esempio, vediamo come in italiano, se io vi dicessi una frase cambiando tutte le vocali, ma mantenendo le costanti uguali, sarebbe estremamente divertente, ma il significato più o meno arriverebbe. Quindi è per questo che spesso se un turista ci dà delle informazioni e comunque noi glielo spieghiamo in una maniera magari anzi un turista prova a parlare italiano ma comunque non è estremamente preciso nel modo in cui esprime la frase, spesso comunque capiamo il concetto perché c'è un mapping, si dice 1 ad 1 fra la lingua scritta e il parlato, ovvero riusciamo spesso a capire anche se ci sono degli errori e quali sono le parole che effettivamente vogliono dire. Quindi notiamo come il software e il codice è onnipresente nella società odierna, ovviamente nella società moderna. Quasi ogni aspetto della vita, compresa la sanità, l'energia, i trasporti, la sicurezza pubblica e pure l'intrattenimento, dipende dal funzionamento di software di alta qualità, quindi di codice. Viene concepito in termini puramente formali, sono matematicamente ben definiti questi programmi che scriviamo, ma è pur sempre una forma di comunicazione umana. È interessante citare il premio Turing del 74, che si chiama Donald Knuth, che dice che la programmazione è proprio una forma di comunicazione umana e quindi perché uno degli interlocutori in un qualche modo deve essere spesso un uomo, deve essere l'uomo che in qualche modo istruisce un computer, una macchina, a fare determinati calcoli o descrive in un qualche modo qual è il risultato che il computer deve ottenere e poi il computer per conto suo farà i suoi vari calcoli. È interessante quindi vedere la distinzione fra linguaggi di programmazione imperativi e dichiarativi. I linguaggi di programmazione sono proprio quelli con cui istruiamo, diciamo appunto, ad un computer cosa effettivamente deve essere fatto. E i linguaggi imperativi sono quelli in cui vengono date queste istruzioni in maniera diretta. Imperativo, quindi come con i verbi in italiano, un linguaggio imperativo esprime tramite programmazione imperativa delle regole che il computer deve seguire, delle istruzioni specifiche. Esistono linguaggi come Java, Python, C e altri, che ci sono estremamente simili spesso all'inglese, quindi abbastanza simili al linguaggio naturale, così che un uomo lo possa comprendere e scrivere, ma anche abbastanza vicini al linguaggio macchina in maniera tale che sia facilmente traducibile in quei codici composti da 1 e 0 che spesso vediamo, che sono ovviamente incomprensibili per noi. Più interessanti sono i linguaggi dichiarativi, su cui si incentra la mia ricerca. In particolare questi linguaggi descrivono delle proprietà della soluzione desiderata, descrivono quindi il cosa, ma non specificano il come vada calcolato. Non vanno quindi a dare istruzioni specifiche su come trovare la soluzione, ma definiscono in un linguaggio spesso estremamente semplice da capire e da scrivere per gli umani
qualcosa che invece la macchina dovrà calcolare seguendo dei processi estremamente complessi. E questo è estremamente legato alla branca della logica e dai linguaggi di cui non andremo a parlare troppo oggi, che sono proprio il Datalog e il Vadalog, che sono dei linguaggi logici, appunto esprimibili in termini di regole spesso appunto semplici da scrivere per definire dei problemi anche molto complessi. Parliamo invece brevemente anche dello stato dell'arte delle tecnologie più avanzate, fra cui il Natural Language Processing, detto anche NLP, e poi continueremo con i ragionatori automatici. Per concludere, il Natural Language Processing è l'applicazione di tecniche computazionali all'analisi della sintesi del linguaggio naturale della parola. Che significa? È una forma di intelligenza artificiale che dà alle macchine la capacità di leggere, comprendere e interpretare il linguaggio, e tramite il quale le macchine possono dare un senso al testo scritto o parlato. Quindi più o meno come fa un interlocutore in una conversazione, un interlocutore umano. In un qualche modo quindi possono riuscire a riconoscere le frasi dette ad alta voce, quindi il riconoscimento vocale, possono occuparsi di analisi dei sentimenti, si dice sentiment analysis, e anche la sintesi del testo, quindi comprendendo, si dice in un qualche modo, anche da un punto di vista filosofico è sempre difficile dire in che senso una macchina comprende, però più o meno capendo qual è il significato di un intero testo, sono in grado di cancellare delle frasi o in qualche modo accorciarle e quindi fare quello che facciamo noi con della sintesi del testo. Ritorniamo quindi, per capire un attimo meglio come questo è possibile, ritorniamo a un esempio che avevamo fatto prima del linguaggio naturale fra daughter, dohiti e granddaughter, quindi con l'inglese e il sanscrito. E vediamo come abbiamo detto che daughter e dohiti avevano un suono estremamente simile, ma il significato era in realtà diverso. Quindi dove uno era nipote e l'altro era figlio, li avevamo posti su questo immaginario foglio che è la slide, in posti diversi, quindi non sovrapposti, perché effettivamente differenti. Vediamo però che comunque daughter e granddaughter, pur se il significato è diverso, sono estremamente più simili fra loro, sono sempre nello stesso contesto, piuttosto che una parola come tigre, che ovviamente non c'entra in un qualche modo nulla con figlio e nipote in questo caso, in questo contesto. Quindi, pur essendo un significato differente, rimane più simile che altre parole provenienti da altri contesti, e il concetto di contesto è proprio la base del Natural Language Processing moderno, inteso come basato sull'intelligenza artificiale e il machine learning. Cosa significa? Per far comprendere il linguaggio naturale alle macchine si utilizzano dei metodi, che non spiegheremo completamente a fondo oggi, che si basano proprio sulla traduzione di parole in una serie di numeri chiamati vettori o embedding, quindi una rappresentazione numerica di una parola sulla base della semantica e della sintattica in cui compare in una frase. Quindi noi vorremmo mostrare a un computer che parole uguali, parole simili o parole che sono nello stesso contesto sono in un qualche modo vicine. Spesso se parole sono estremamente simili possiamo probabilmente sostituirle, sono infatti sinonimi, e quindi un computer deve essere in grado di comprenderlo anche da un punto di vista in un qualche modo matematico. Per farlo, quindi, dobbiamo istruire un computer ad assegnare ad ogni parola quella che è appunto una posizione in uno spazio immaginario. Ad esempio, adesso faremo un esempio più semplice, vediamo come parole come carota, zucca e arancia sono abbastanza vicine. Carota e zucca ancora di più perché sono verdure piuttosto che frutta. L'arancione e il rosso sono più vicine all'arancia che alla zucca e alla carota perché sono più simili a quel colore lì, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo istruire un computer a capire quello che noi facciamo a mente, che è proprio concepire la somiglianza e la differenza di parole sulla base del contesto in cui compaiono. Per esempio, se prendiamo una parola macchina e la scriviamo un punto, disegniamo su questo foglio immaginario che è la nostra slide, la mettiamo a piacere, per esempio, proprio lì. Se aggiungessimo un'altra parola come bicicletta, la potremmo aggiungere sempre più o meno vicino, tanto sono mezzi di trasporto e appunto la somiglianza in termini di significato è proprio riscontrata dalla vicinanza sul foglio. Nel caso in cui però aggiungessimo anche una moto, ad esempio, dovremmo poi riarrangiare la posizione, perché nella nostra mente in maniera intuitiva sappiamo che una bicicletta e una moto hanno entrambi due ruote, sono più simili, sono probabilmente compaiono più nello stesso contesto, mentre una macchina magari in un contesto un po' differente. Però insomma sempre nel nostro foglio rimane, non è che sono così diverse. Nel caso in cui però aggiungessimo ad esempio giraffa, notiamo come il contesto cambia così tanto che macchina si dovrà più riavvicinare a bicicletta e moto, eccetera, eccetera. Questa tecnologia quindi ci permette di trasformare quelle che sono tutte le parole del dizionario, del vocabolario di qualsiasi lingua che abbiamo, per esempio, su tutto Wikipedia,
in vettori, si dice in embeddings, in questi punti in uno spazio che può essere ad esempio di bidimensionale, tridimensionale e molte più dimensioni, e ci permette di far comprendere a un computer in qualche modo il concetto di significato. Come dicevamo, è difficile in maniera proprio da un punto di vista quasi filosofico dire che cosa significa che una macchina comprende. In questo senso possiamo dire che non è che comprende, ma è in grado di decidere se parole sono simili o diverse a seconda del contesto in cui compaiono, misurato come distanza fra punti sul nostro foglio immaginario. Parliamo adesso, per concludere, invece dei ragionatori automatici, che sono proprio la mia branca di ricerca, ed è una branca dell'intelligenza artificiale. Questi ragionatori automatici sono dei sistemi intelligenti di elaborazione dati. Immaginiamoceli come una sorta di cervello computazionale che sono in grado di elaborare dei programmi logici scritti da uno scienziato. Quindi noi abbiamo il nostro scienziato lì al tavolo col suo computer, che potrebbe ragionare sui dati per conto suo, come dicevamo prima, quindi non è sempre necessario effettivamente il computer. Ad ogni modo, con i big data e quindi con le grosse mole di dati, spesso è necessario utilizzare dei computer per essere in grado di calcolare più facilmente. I ragionatori automatici sfruttano proprio il potere di un linguaggio logico, estremamente semplice da scrivere spesso, in termini di regole, molto conciso, molto breve, ma molto espressivo, che ora vedremo che cosa significa. Quindi vengono presi i dati, vengono scritte delle regole che definiscono qual è il risultato che voglio trovare, quindi una sorta di domanda al database, e poi questo ragionatore automatico per conto suo seguirà queste regole come se fosse una persona che segue appunto delle regole per ragionare sopra quei dati. E spesso questo permette di fare dei calcoli che sarebbero impossibili altrimenti. Quindi, sempre citando di nuovo il premio Turing-Knuth, invece di pensare che il nostro compito principale in termini di scienziati è quello di dare istruzione ad un computer, proviamo a concentrarci invece sullo spiegare alle persone che cosa vogliamo che il computer faccia. Quindi, in maniera molto più naturale, pur sempre diversa dal linguaggio naturale del Natural Language Processing, ma un linguaggio sempre logico e molto comprensibile, spieghiamo ad una macchina cos'è il risultato che vogliamo trovare. Quindi, facciamo un esempio. Se prendiamo ad esempio un animale domestico come un gatto o un cane, possono miagolare ed abbaiare e dire che sono affamati o sono felici o non sono felici, ma più di questo purtroppo non possono dire, non possiamo parlarci di filosofia. Sarebbe fantastico, ma questo non è possibile. In inglese possiamo esprimere lo stesso concetto, ho fame o non ho fame, sono felice o non sono felice, ma non siamo in grado, ad esempio, di dire alcune cose che possiamo dire in italiano con meno parole, quindi possiamo dire sono felice, non sono felice, sono affamato, non sono affamato perché non ho mangiato a pranzo e sto mangiando con un mio amico, sto pranzando con un amico. In italiano possiamo usare lo stesso numero di parole specificando anche qual è, se il nostro amico è una donna o ad un uomo, solo cambiando l'ultima lettera della parola. Quindi possiamo dire che l'italiano è spesso più conciso e talvolta più espressivo dell'inglese, come l'inglese lo era invece più espressivo e più conciso del linguaggio di un animale domestico. Lo stesso avviene anche con i linguaggi dei computer, quindi nei linguaggi logici e nei linguaggi con cui appunto istruiamo un ragionatore automatico a calcolare, spesso è possibile trovare si dice dei trade-off, un equilibrio buono fra quello che è espressività e sinteticità, permettendo di scrivere le stesse cose in più o meno parole. E quindi la ricerca in questa branca sta proprio nel trovare quello che è il linguaggio che ci permette di definire problemi estremamente complessi con il numero di parole più piccolo, appunto, e allo stesso modo esprimendo concetti estremamente complessi. E quindi proprio questa branca permette di trovare il giusto equilibrio per poi calcolare il risultato e le risposte a questi problemi molto molto complessi su molti dati nel tempo più breve. E quindi, come abbiamo visto, il linguaggio ci permette in un qualche modo, prendendo spunto da quello che è il linguaggio naturale e il linguaggio che parliamo tutti i giorni, ha preso spunto quello che è il concetto di linguaggio per i computer e il linguaggio per istruire una macchina nel calcolare più o meno cose. E quindi abbiamo visto come il linguaggio è il ponte che media tra uomo e macchina e che ci permette in qualche modo di aumentare quelle che sono le capacità che l'uomo ha di per sé, quindi la macchina come estensione di quello che è il cervello umano. Grazie. Bravissimo. Bene, grazie di questa... Mi sentite? Grazie mille. Che vogliamo fare? Ci sono delle richieste di
Domande o vogliamo fare tutto alla fine? Forse conviene fare tutto alla fine, no? Le domande, che dite? Se c'è qualcosa di urgente subito o altrimenti alla fine. Vediamo se c'è qualche richiesta particolare, ma non mi pare. Poi si possono anche scrivere nella chat. Nella chat si possono scrivere e poi dopo così le vediamo. Posso scrivere nella chat delle domande. Sì. Bene, allora andiamo avanti e la parola adesso è a Graziano, vero? Martello. Certo. Martello. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Riuscite a vedere la presentazione? E riuscite a sentirmi bene? O devo avvicinarmi, eccetera? Mi state bene? Allora, per prima cosa... Come? Un po' più vicino. Un po' più vicino. Allora, un secondo che... Cercherò di parlare un po' più forte del solito. C'è una domanda, vedo, del Marco Polo. Facciamo dopo. Intanto posso scrivere o scrivete le domande sulla chat e poi così rispondiamo a tutte le domande. D'accordo, perfetto. Vai. Allora, grazie per prima cosa di questo invito. Oggi vi parlerò di questa storia che ci ha portato, diciamo, a studiare e ricostruire il programma delle cellule staminali. Allora, prima di arrivare al programma delle cellule staminali, devo dirvi che cosa sono le cellule staminali. Allora, oggi fondamentalmente vi parlerò di un tipo specifico di cellule staminali, che è quello di cui mi interesso, che sono cellule staminali pluripotenti. Poi vi dovrò introdurre il concetto di riprogrammazione cellulare e del perché si faccia, come si faccia e quali sono i vantaggi. E infine vi parlerò di quelle che, diciamo, possiamo descrivere come cellule staminali virtuali, il loro utilizzo, che cosa ce ne facciamo. Allora, per prima cosa, non voglio ovviamente offendere nessuno, insomma, la definizione di cellula ormai ha più di 3 secoli, in realtà i primi microscopisti hanno visto delle fettine di sughero, quello che vedevano erano delle strutture regolari della celletta, le hanno chiamate delle cellule, delle piccole cellette, quindi cellule. Tra l'altro la curiosità è che se uno effettivamente osserva del sughero vede quello che rimane una volta che le cellule sono morte, quindi quelle non sono veramente cellule che vedevano. In ogni caso il termine viene da lì. E è stato poi facile accorgersi che tutti gli organismi, tutti gli esseri viventi sono composti da una o più cellule e quindi le cellule, diciamo, possono avere forme completamente diverse se sentiamo un neurone o una cellula muscolare, e quindi sono di fatto l'unità di base di qualsiasi essere vivente. Quindi anche i batteri sono fatti da una cellula e via di seguito. Ora, una prima domanda è: nel nostro corpo sono presenti circa 200 tipi cellulari diversi e questi tipi cellulari si sono formati a un certo punto in modo da costituire, diciamo, i nostri tessuti e i nostri organi durante lo sviluppo embrionale. Inoltre, per tutto il corso della vita, che ormai si avvicina a quasi un secolo, insomma, questi tessuti vengono mantenuti. Se noi abbiamo dei danni, vengono riparati, quindi significa che questa diversità di cellule viene anche mantenuta e riparata molto a lungo. Quindi la domanda è: come facciamo a generare così tante cellule diverse, come facciamo a mantenerle per così tanto tempo? La risposta a entrambe le domande è grazie alle cellule staminali. Allora, le cellule staminali non sono in realtà delle magiche, non hanno peculiarità, diciamo, che le rendano così speciali. Di fatto la definizione di cellula staminale è una definizione certamente funzionale, ovvero sia alcune cellule del nostro corpo, non tutte, sanno fare due cose. La prima cosa è quella di dare origine a altre cellule identiche alla cellula madre, si dice. Abbiamo una cellula madre e una cellula figlia. Quindi una cellula madre che sa fare più copie identiche di se stessa è una prima, diciamo, caratteristica che solo alcune cellule del nostro corpo hanno. Chiamiamo questa caratteristica anche autorinnovamento. E la seconda caratteristica è quella di essere una cellula un po', diciamo, meno specializzata, meno differenziata, con un'identità meno definita, e avere, quindi questo cerchietto verde nei miei schemi indica la cellula staminale che è meno definita, e saper poi specializzarsi, diventare più differenziata, si dice. Quindi la capacità di o moltiplicarsi, per semplificare, o di differenziarsi, e queste due capacità insieme sono quelle che ci permettono di chiamare una cellula staminale. Okay? Quindi una cellula staminale è tale solo se sa autorinnovarsi o sa differenziare, fondamentalmente.
Quindi sarà esperienza comune a tutti voi che se vi siete mai tagliati la pelle, ad esempio mi sono tagliato ieri qua sul dito, insomma, e ora sta ancora, la ferita è un po' visibile, insomma, ma so già che nel giro di qualche giorno la ferita non si potrà più percepire, insomma. E cosa significa? Ogni volta che ci tagliamo la pelle, l'epidermide, deve essere precisi, succede che delle cellule staminali della pelle si attivano, fanno la prima cosa, cioè si espandono, aumentano di numero, vanno sul sito dove è stata danneggiata la pelle e poi si differenziano e nei diversi tipi cellulari che vanno a fare la pelle. E noi ormai questa cosa la sappiamo da diversi anni e quindi ad esempio è possibile isolare queste cellule staminali della pelle e espandere in laboratorio facendo ad esempio degli interessantissimi fogli, che vedete che sono dei fogli di epidermide che ora vengono usati nel caso di trapianto, diciamo, se magari non so, c'è un grande ostenato, un paziente ha delle zone molto ampie della propria pelle, della propria epidermide che è danneggiata, è possibile espandere in vitro e staminare la sua pelle, fare dei fogli che poi vengono autotrapiantati e questi vanno a integrarsi e vanno quindi a ricostruire, diciamo, una zona di pelle che diventa sana. Ora, l'esempio che vi ho fatto di cellule staminali della pelle è un esempio, diciamo, semplice da comprendere perché, ripeto, in quotidianità che noi così proviamo questa esperienza del danno e poi del fatto che vengono riparate, ma in realtà abbiamo staminali in altri tessuti, l'intestino ad esempio viene continuamente rinnovato, le mucose, il naso, e il sangue viene continuamente rinnovato, le staminali del sangue sono nell'osseo e via di seguito. Ora, questi esempi che vi ho appena fatto si riferiscono però a cellule staminali che noi chiamiamo staminali adulte, adult stem cells, che sono presenti, come il nome suggerisce, nell'individuo adulto. Cioè noi abbiamo queste staminali in diversi organi. Cioè le staminali adulte sono anche, si dice, hanno un potenziale, diciamo, limitato, nel senso che le staminali della pelle riparano la pelle, le staminali del sangue aiutano a produrre continuamente cellule del sangue, però non è che le staminali del sangue riparino e viceversa, cioè hanno dei limiti. Si dice che il loro potenziale, diciamo, è limitato all'organo di origine, per così dire. Esiste un tipo di cellule staminali che però ovviamente sono di parte più interessanti, ovvero sono le cellule staminali pluripotenti. La differenza delle cellule staminali pluripotenti rispetto a quelle adulte, ci sono, diciamo, due differenze. La prima è che le cellule staminali pluripotenti non hanno invece limitazioni, possono dare origine a qualunque tipo cellulare presente nel corpo. Quindi cellule staminali pluripotenti possono fare il sangue, la pelle, ma anche i neuroni, ma anche ovociti, qualunque tipo cellulare presente nel corpo. Questa è la prima differenza, quindi questo potenziale, diciamo, è illimitato. La seconda differenza è che però non sono presenti nel nostro corpo. Loro permettono la formazione di tutti i tessuti. Una volta che il corpo si è formato, non sono più presenti. Quindi le cellule staminali pluripotenti non le trovi nell'adulto, le trovi invece nell'embrione in via di sviluppo. Quindi se le vuoi tenere, devi ovviamente prelevarle da embrioni molto precoci. Quindi cellula staminale pluripotente è una staminale, quindi per prima cosa sa proliferare e peraltro prolifera molto molto bene e sa anche differenziare in qualunque tipo di cellula presente nel nostro corpo. Ora, un aspetto fondamentale che non vi ho detto finora ma che introduco adesso è questo. Il processo di differenziamento, cioè specializzazione delle cellule, è un processo a senso unico, nel senso che noi fortunatamente, diciamo, tutte le cellule del nostro corpo si sono differenziate, non è che se adesso vado a dormire ho il rischio che domani mi sveglio e alcune cellule si dimenticano chi sono e diventano qualcos'altro. Realmente le nostre cellule sanno immagazzinare da qualche parte, avere una memoria del fatto che se una cellula è diventata un neurone, rimane un neurone. Okay? Quindi la transizione da staminale a cellula differenziata è a senso unico, è permanente, non può cambiare. In realtà se cambia stiamo parlando di patologie. Ci sono alcuni casi in cui delle fasi iniziali dello sviluppo di tumori è proprio quella della perdita di identità cellulare. Ma diciamo in condizioni normali, fisiologiche, sane, insomma, l'identità cellulare non viene persa, quindi il differenziamento è a senso unico. Ora, per
interessante delle cellule staminali? Beh, ci sono, volendolo dire molto, molto semplicemente, per due motivi. Uno, vi ho detto, sono dei tipi cellulari, queste staminali pluripotenti, ad esempio, riescono a dare origine a qualunque tipo cellulare presente nel nostro corpo. Sono quindi un fenomeno biologico estremamente affascinante. Hanno di fatto un'assenza di identità, loro sono completamente come una tabula rasa e hanno la capacità di diventare quello che vogliamo. Quindi è un fenomeno biologico interessante. Ovvio che interessante è un concetto molto arbitrario, perché nel senso, chi studia come si accoppiano i pinguini, per loro è interessante, insomma, per me questo è interessante. Però c'è un secondo aspetto che invece è probabilmente meno arbitrario, che è il potenziale, diciamo, di utilizzo di questo sistema biologico. Allora, immaginate, prendiamo, diciamo, una gran parte delle malattie incurabili sono caratterizzate dal fatto che ci sono delle cellule che muoiono e il nostro corpo non le può rimpiazzare. Non so, con le forme di diabete, ad esempio, malattie neurodegenerative, ha delle cellule che muoiono e se si nota la morte non le puoi rimpiazzare. Allora, la scoperta delle cellule staminali pluripotenti ha permesso di iniziare a pensare alla terapia delle malattie in maniera diversa, cioè dire ok, abbiamo queste staminali, le possiamo espandere quanto vogliamo e poi possiamo anche differenziarle in quello che vogliamo. Però ad esempio un paziente col Parkinson potremmo pensare di differenziarle in neuroni dopaminergici e poi di trapiantare questi neuroni. Quindi non più di somministrare farmaci, ma di somministrare cellule. Nel caso del diabete, ci sono alcune forme di diabete in cui delle cellule del pancreas e quindi l'individuo non può più regolare la concentrazione di glucosio nel suo sangue, in quel caso mancano quelle cellule perché muoiono, sono attaccate al sistema immunitario. Bene, si prendono le staminali di tipo pluripotenti, si fanno cellule invece del pancreas e vengono somministrate. È notizia del mese scorso del primo paziente che è stato trattato, un paziente con diabete tipo 1, in questo modo, cioè somministrando delle cellule del pancreas prodotte in vitro partendo da cellule pluripotenti. Quindi quello che vi racconto secondo me è uno schemino così per futuribile, fantascientifico, quello che sta accadendo. Insomma. Ora, questo però, in questo schemino vedete che ci sono due problemi. Il primo problema è che qua è presente un embrione, questo potrebbe rappresentare un problema di natura etica, in base alla sensibilità del singolo, in base allo stato in cui ci troviamo. C'è anche però un secondo problema, che invece questo è oggettivo e non è oggetto di opinioni, ovvero sia che questo embrione, rispetto all'eventuale paziente che dovrebbe ricevere le cellule, sono due entità biologiche diverse, immunologicamente sono diversi e quindi se noi trapiantassimo questi neuroni ci sarebbe un rigetto immunologico. Quindi è come trapiantare un organo fra due sconosciuti, molto probabilmente ci sarebbe rigetto. Quindi questo tipo di iniziale schema che vi sto mostrando mostra quello che si potrebbe fare, quello che si può fare, ma mostra anche delle limitazioni importanti. Ora, le cose cambiano fortunatamente a Shinya Yamanaka, che avete rappresentato qui, premio Nobel nel 2012. E qual è stata la scoperta di Yamanaka? Allora, utilizzerò un'animazione gentilmente prodotta da... Scusami Martello, un po' di voce un po' più alto mi chiedono dal Sappi. Non mi sentite? Accidenti. Un po' più alto. Benissimo, allora mi avvicino ancora di più. Ecco, allora vi dicevo, ora però le cose sono diverse e questa è appunto una scoperta di Yamanaka che vedete qui, premio Nobel per la medicina nel 2012. Allora, grazie a questa azione gentilmente fornita da un mio studente, vi cercherò di illustrare qual è stata la scoperta di Yamanaka. Allora, vi dicevo che tipicamente le cellule staminali differenziano, questo è il loro diciamo, destino e questa è una via a senso unico. Yamanaka però ha detto, secondo me le cose non vanno veramente così e quindi ha diciamo, tolto questo senso unico e ha mostrato sperimentalmente che è possibile prendere una cellula che invece è differenziata e mediante una manipolazione in laboratorio e convincerla, per così dire, a ritornare pluripotente, quindi ha invertito il senso di marcia. Ora, come ha fatto? Ha identificato dei geni, che sono dei geni caratteristici della cellula pluripotente, li inserisce in una cellula differenziata e questo è sufficiente a mediare questa conversione. Okay? Quindi ha trovato questi quattro geni una volta collocati, espressi all'interno di una cellula differenziata,
Queste fanno sì che il processo venga invertito. Queste cellule staminali vengono chiamate cellule staminali pluripotenti indotte ora e hanno dei grandi vantaggi. Allora, intanto la metodica con cui si utilizzano si generano queste cellule staminali viene chiamata riprogrammazione. E già il riprogrammazione implica che ci sia un programma biologico. E ora vedete l'approccio è diverso, nel senso che da un paziente si può un pezzettino di pelle, si fa questa riprogrammazione, si ottengono delle cellule staminali pluripotenti indotte e queste ora possono diventare neuroni, cellule beta o quello che si vuole. Questo ovviamente, procedura di riprogrammazione e differenziamento, è un notevole passo avanti perché non servono più embrioni e quindi sono problemi di natura etica o anche semplicemente problemi pratici perché gli embrioni umani non si possono trovare facilmente e soprattutto se questa procedura è fatta partendo dalle cellule del paziente, quello che si ottiene poi sono cellule differenziate ma sempre del paziente, quindi non c'è rigetto immunologico. Pertanto, ovviamente, la metodica della riprogrammazione è un notevole passo avanti. Quindi ora possiamo ottenere cellule iPS da pazienti diversi, ci sono con centinaia e centinaia di cellule ottenute da individui diversi e quindi questo facilita, diciamo, è un notevole passo avanti. Ora, questo potete vedere durante la cerimonia in cui hanno ricevuto il Nobel nel 2012, Shinya Yamanaka e Gurdon, entrambi per le loro scoperte nell'ambito della riprogrammazione cellulare. Ora, vi devo dire un piccolo segreto. Quando sentite ai giornali o in televisione, eccetera, che hanno scoperto il gene del cancro, proprio ieri ho letto che c'era il gene del cancro al pancreas, insomma, o il gene delle staminali, state leggendo ovviamente delle piccole bugie, nel senso che non esiste un gene del cancro, non esiste un gene della staminalità. Nella nostra specie ci sono 20.000 geni, sarebbe quasi stupido pensare che ci sia un singolo gene che controlla, che ci protegge dal cancro. Ovviamente la biologia è più complessa, quindi ci sono sempre numerosi geni che insieme portano a regolare un certo processo biologico. Noi abbiamo decine e decine di geni la cui funzione è proteggerci dal cancro. Abbiamo decine di geni che controllano il comportamento degli scenari. Quindi la scoperta di Yamanaka è stata quella di trovare un insieme di 4 fattori, ma solo 4 geni, che possono, diciamo, cambiare l'identità di una cellula e farla diventare staminale. Ma non vuol dire che quei 4 geni siano gli unici geni della staminalità, ce ne sono numerosi. E peraltro l'aver scelto il termine riprogrammazione, o in inglese reprogramming, viene proprio dal fatto che è intuitivo che i nostri geni funzionano insieme formando quindi un programma biologico, cioè i geni possono regolarsi fra di loro e questo fatto di regolarsi porta a un certo, diciamo, risultato. Ad esempio, quando parliamo di metabolismo, uno schema in cui ogni cerchietto è un enzima diverso che è prodotto da un gene. Quindi la nostra capacità di mangiarci il panino, trasformare il panino in qualcosa che sia utile per produrre energia, ATP, oppure per costruire nuove cellule, perché ovviamente noi usiamo il cibo per le nuove cellule di qui sopra. Cellule staminali non si generano dal nulla, le nuove cellule staminali o cellule differenziate vengono da nutrienti. Quindi questo è uno schema che assume, diciamo, quanto sappiamo oggi del nostro metabolismo. Vedete che non c'è il gene dell'obesità, il gene della, non so, capacità di digerire i carboidrati. Ovviamente ci sono centinaia di geni che funzionano secondo una rete, sembra proprio un vero e proprio circuito, se vogliamo, no? Un circuito elettronico. Quindi la biologia ovviamente è complessa. A questo punto, siccome è complessa, io mi sono occupato per diversi anni di cellule staminali pluripotenti e poi sia con la volontà di studiare le scoperte di Yamanaka e sia anche di combinarle con altri risultati che avevo ottenuto, mi sono appunto imbattuto con la complessità che è stato uno scoglio inizialmente, nel senso che non possiamo dire che c'è un gene importante rispetto a altri 20, come facciamo a studiare molti geni contemporaneamente? Allora, ad esempio, ci focalizziamo solo sulle cellule staminali pluripotenti, quelle di cui vi sto parlando, diciamo un numero minimo di geni importanti delle cellule
E13, che sono quelli che vedete illustrati qua. Ogni cerchietto con un nome rappresenta un gene diverso, che noi nel corso di molti anni di ricerca abbiamo identificato essere importante per appunto l'identità di queste cellule staminali pluripotenti. E volendo comprendere quindi come questi geni funzionano insieme, abbiamo dovuto quindi utilizzare un approccio computazionale. Quindi nel mio caso, che è successo è che poi ho approcciato Microsoft Research. Microsoft la conoscete tutti, forse non sapete che ha centri di ricerca sparsi per il mondo, e abbiamo iniziato una collaborazione in cui l'idea è stata quella di trattare questi geni come appunto un programma biologico. Questi geni sono dei nodi, sono questi pallini che possono attivarsi o reprimersi, quindi possono attivare o spegnere altri componenti, e cercare di dai dati sperimentali per costruire questo programma, cercando di capire qualcosa di più dell'attività, del comportamento delle staminali. Quindi fondamentalmente i nodi sono i pallini di cui sto parlando, che sono i geni. Quando c'è una freccia nera vuol dire che questo può attivare questo, quando c'è una freccia rossa vuol dire che questo può spegnere questo. E abbiamo misurato, diciamo, l'attività di tutti questi geni secondo condizioni diverse. Ovviamente questo è solo un esempio del tipo di dati che abbiamo, quindi ogni riga è un diverso, e questi possono essere spenti quando è nero o completamente acceso quando è bianco, e ogni colonna è una condizione diversa. Abbiamo usato questi dati sperimentali per insegnare a questo modello come comportarsi. Abbiamo visto quindi che alcuni nodi sembrano andare più d'accordo, quindi quando uno è attivo, l'altro è attivo, e abbiamo quindi implicato delle possibili interazioni, di modi di regolarsi. Fondamentalmente siamo partiti da una rete di questi, da un programma estremamente complesso che vedete qui, e via via, grazie all'utilizzo dei dati sperimentali, abbiamo semplificato sempre di più, ci siamo accorti che alcuni nodi non servono e abbiamo anche trovato delle interazioni. E questo, diciamo, è un programma minimo dove abbiamo questi, diciamo, geni che interagiscono fra di loro. Ora, potreste chiedere, vabbè, ma insomma, ne frega questa cosa, nel senso, vabbè, avete fatto questo esercizio, è un esercizio di stile, è un esercizio utile, avete semplicemente una rappresentazione delle vostre cellule. Ovviamente lo scopo ultimo di tutto questo non è solo descrivere quello che sappiamo già, è quello di utilizzare il computer e queste cellule virtuali a questo punto per imparare qualcosa di nuovo. Allora, per prima cosa noi sappiamo che una cellula differenziata, cioè una cellula della pelle, tutti questi geni che sono appunto questo programma della staminalità, sono tutti spenti. Infatti noi li abbiamo trovati, li abbiamo scoperti perché sono attivi nelle staminali, ma quando le cellule sono differenziate non sono più attivi. E poi ci siamo accorti, abbiamo appunto costruito questa serie di azioni, questo programma, e abbiamo visto che quando andiamo, partendo dalla cellula differenziata che vedete qui, a inserire i 4 fattori di Yamanaka, cosa succede? Che inserire questi 4 fattori è sufficiente a attivare tutti quanti i geni, e quindi una cellula differenziata dove tutto è grigio, mettiamo i 4 fattori e tutto si accende, tutto diventa blu. Quindi effettivamente il nostro programma ci conferma in qualche modo che i 4 fattori di Yamanaka sono in grado di accendere il programma della staminalità. Ma non solo quello, perché ci permette anche di capire in che modo accade, ossia se metto i miei 4 fattori, questi sono blu all'inizio perché li sto aggiungendo io, e poi loro via via, seguendo le freccette, seguendo le regole logiche che noi abbiamo imparato da queste cellule, vediamo che via via diversi fattori si accendono fino ad arrivare al completamento della transizione e ottenere una cellula staminale pluripotente. Quindi queste, diciamo, simulazioni basate su questo programma che abbiamo imparato sono compatibili con il processo di riprogrammazione. Ma non sono solo compatibili, perché abbiamo pensato, possiamo migliorare i nostri esperimenti, cioè possiamo imparare un modo di ottenere queste staminali più velocemente, più efficientemente, sfruttando questo programma logico, cioè usiamo le cellule virtuali per fare gli esperimenti nel computer e troviamo delle condizioni che dovrebbero permetterci di ottenere poi in laboratorio le staminali più facilmente. Allora abbiamo fatto una serie di simulazioni ed è emerso che aggiungendo un componente, noi sperimentalmente aggiungiamo un componente e dovremmo riuscire a fare le staminali prima. Allora qua vedete le simulazioni che ci dicono che effettivamente facendo così
bastano solo 2 passaggi, diciamo, e già abbiamo la nostra staminale, quando abbiamo anche queste componenti in più. Invece nelle condizioni normali servono non 1, 2, 3, ma bensì 2 passaggi, quindi ci vuole un po' più di tempo. Quindi questo è solo un esempio. Abbiamo trovato, diciamo, prima al computer delle condizioni per cui dovremmo riuscire attualmente a ottenere delle cellule staminali pluripotenti prima. Poi però queste simulazioni le abbiamo anche trasformate in esperimenti, per cui effettivamente se noi usiamo questo fattore aggiuntivo e proviamo a fare le staminali in laboratorio, queste sono cellule della pelle di una persona e sappiamo che possiamo ottenere queste cellule staminali pluripotenti con i 4 fattori, ma se lo facciamo con il nostro nuovo set che ne include un quinto, ne otteniamo molte di più e molto prima. Quindi siamo partiti da, diciamo, i dati sperimentali, abbiamo costruito questo programma delle cellule staminali al computer e poi l'abbiamo utilizzato per fare delle predizioni che poi siamo riusciti a confermare. Quindi di fatto abbiamo reso un processo biologico più efficiente. Quindi sono queste cellule staminali virtuali, che ce ne facciamo? Ovviamente in generale questo approccio di modello computazionale ci permette di studiare processi biologici complessi, perché uno alla volta, studiando, mettendoci con carta e penna, non saremo riusciti a questo risultato. E questi esperimenti virtuali sono estremamente rapidi, quindi noi possiamo prima al computer lanciare 100 esperimenti diversi, quali sono quelli probabilmente più promettenti, e poi in laboratorio facciamo solo magari 2 o 3 che sono teoricamente più promettenti. Questo ci permette di ridurre lo sforzo sperimentale e velocizzare la ricerca. In questo modo scegliamo appunto quelli che conviene fare. Allora abbiamo mostrato come il programma siamo riusciti a rendere il processo, diciamo, di ottenimento delle staminali più efficiente. È anche vero che potremo utilizzarlo in futuro anche per rendere il potenziamento più efficiente, cioè per fare più facilmente o fare meglio dei neuroni. Quindi le nostre cellule virtuali fondamentalmente ci hanno già aiutato in questa fase del processo per fare delle staminali prima, ma lo utilizzeremo anche per ottimizzare il differenziamento. Questa è una serie di lavori che abbiamo pubblicato. Sul sito di Microsoft è possibile trovare anche il tool che abbiamo sviluppato insieme per questo tipo di modeling. Devo ringraziare ovviamente i membri del mio laboratorio, che vedete in questa immagine, e ovviamente devo ringraziare voi per la vostra attenzione. E grazie di nuovo. Grazie. Grazie Martello. Grazie, fantastica presentazione. Piero, direi c'era quella domanda degli studenti del Polo che magari è meglio vedere se... vediamo qual è, aspetta, vediamo, cerco la chat. C'era una chat per una domanda per Vlad. Ah sì? Vogliamo dire adesso o alla fine delle presentazioni? No, ma facciamo adesso così si interrompe un po'. Buongiorno. Una cosa un po' variata. Sarp, gentilmente vorrebbe parlare più forte, non sente bene, questo va bene. Ah, quello prima, è un esempio di sintesi di espressività. Allora, sì, ok, brevemente. Qual era la domanda? Un esempio di sintesi ed espressività. Quindi per quanto riguarda i linguaggi di programmazione, e in quel caso i linguaggi logici, un esempio di sintesi ed espressività è il fatto che se scriviamo con degli 0 e degli 1 un determinato programma, cosa praticamente impossibile, quindi linguaggio binario, sarebbe estremamente lungo, giusto? Pagine, 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 righe di codice, perché dovremmo utilizzare il linguaggio binario, quindi la sintesi è ovviamente va persa completamente, non c'è assolutamente sintesi. Però siamo molto espressivi, si può ovviamente spiegare tutto quello che si vuole ad una macchina, però dovresti saper parlare il linguaggio della macchina, quindi questo non è possibile. Bisogna trovare quindi un equilibrio, come abbiamo detto, che sia comprensibile per l'uomo e comprensibile anche per la macchina. Quindi, per esempio, scrivendo in un linguaggio come il C o il Java, Python e altri, si può essere più sintetici. Quindi possiamo scrivere in un linguaggio che è più simile a quello umano, in qualche riga di codice, che cosa deve fare una determinata macchina, giusto? A seconda dei tipi di sintassi che si usa in un linguaggio di programmazione, ad esempio, si può essere più o meno sintetici e più o meno espressivi, ovvero possiamo scrivere lo stesso programma in linguaggi diversi in più o meno righe di codice. In particolare, il linguaggio che abbiamo sviluppato noi, che si chiama Vadalog, è un linguaggio appunto logico, che quindi è dichiarativo, non è imperativo come dicevamo prima, quindi spiega qual è il risultato che si vuole ottenere, non dice come va calcolato, quello lo fa il cervellone che dicevamo prima, che è il ragionatore automatico, quindi l'automated reasoner.
Anche nei linguaggi logici, come in questo caso, possiamo scrivere lo stesso concetto in un paio di righe, in 3-4 righe di codice, mentre in altri linguaggi sarebbe molto più lungo. Quindi immaginiamoci che in questo linguaggio chiamato Vadalog un problema molto complesso può essere scritto per esempio in una decina di righe di codice. Se doveste avere se prendeste una persona, un ingegnere informatico e e dovesse scrivere a mano tutto quello che è il programma con un linguaggio imperativo, quindi dicendo alla macchina esattamente cosa fare, ci vorrebbero migliaia e migliaia di righe di codice. Perché? Perché il ragionatore automatico, che è appunto il computer, fa anche lui da ponte tra quella che è la macchina intesa proprio come codice binario e quindi estremamente poco sintetico, e quello che è invece l'uomo, estremamente sintetico ed espressivo, che utilizza in questo linguaggio. Quindi questo è un esempio in termini di informatica, quindi in termini di linguaggi. Un esempio più tangibile con il linguaggio naturale è quello che dicevo prima, quindi un gatto può miagolare e dire che ha fame, ma utilizza una parola o due parole, cioè due suoni differenti perché il suo vocabolario è molto piccolo. Possiamo dire lo stesso in inglese, quindi ho fame, ma possiamo spiegare anche le ragioni, quindi si è meno sintetici, perché si dice di più, però si è più espressivi. E c'è un esempio, per esempio, una parola in tedesco che è Spisik, che è divertente da chiedere. Se chiedete ai vostri amici tedeschi se ne avete, che cosa significa, divertente perché spesso vi rispondono ognuno in maniera differente. Perché? Perché nel nostro vocabolario in italiano e in inglese non esiste una traduzione perfetta per questa parola, perché per esempio il tedesco magari in questo caso è più espressivo. Quindi si parla di espressività quando si dice qualcosa che non si può dire in un altro linguaggio, ovvero un gatto non può dire perché ha fame. Quindi noi siamo più espressivi. Si è più sintetici quando si dice la stessa cosa in meno parole. Grazie mille, Vlad. C'è Grazie. qualche altra domanda in sospeso? Anche per Martello? Dopo allora. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Tocca a me? Tocca a te. Va bene. Allora, cerco di condividere lo schermo. Argomento. L'argomento è, appena condiviso lo schermo, ecco qua. Ecco qua. Ecco, sì, intanto ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a fare questa piccola teleconferenza. Avrò un approccio evolutivo, giusto perché, come ha detto Piero all'inizio, si tratta del Darwin Day e automaticamente l'evoluzione fa parte. L'evoluzione di cui parlerò in modo estremamente sintetico è quello come dire, dei dati in astronomia e di come questi sono stati raccolti e in quale misura è evoluta sia la tecnica per raccoglierli che la quantità di dati che sono raccolti e vengono processati per ottenere delle informazioni sull'universo e tutto quello che in esso contiene. Allora, avete qui una breve storia, in effetti, di come sono cambiate le cose, in modo è tutto contenuto in questo biografo in pratica. Fino al 1850 gli astronomi avevano come recettore di informazioni soltanto l'occhio umano che appoggiavano al telescopio quando ce l'hanno avuto e per il resto scrivevano su qualche pezzo di carta cosa avevano visto. La prima volta che è stata utilizzata la lastra fotografica per raccogliere dati astronomici è stato nel 1850 e ci sono voluti alcuni decenni perché diventasse ubiquito il fatto di usare le lastre fotografiche in astronomia. E questa è andata avanti fino al 1980 circa, e parlo in questo caso dell'astronomia ottica, vale a dire quella che raccoglie luce visibile. Naturalmente nel corso degli anni, specialmente nel dopoguerra, prima nel radio, poi nell'infrarosso, nei raggi X, gamma, eccetera, attualmente gli astronomi utilizzano tutto lo spettro elettromagnetico dai raggi gamma alle onde radio per ricavare informazioni sulla natura dei corpi celesti. Allora, dicevo, fino
fino al 1980 sono state usate esclusivamente lastre fotografiche e fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 si è cominciato ad usare i computers in astronomia, quando che poi sono diventati commercialmente disponibili appunto in quegli anni, all'inizio degli anni 60 essenzialmente. Ora, curiosamente, all'interno degli osservatori astronomici in Italia i calcolatori esistevano anche molto prima, anche negli anni, furono istituiti credo negli anni 20 o 30, non lo so con esattezza, e i calcolatori erano delle persone fisiche, nel senso esisteva il ruolo del calcolatore all'interno dell'osservatorio astronomico, al quale era demandato il compito di calcolare manualmente con la macchinetta a mano, elettromeccanica o soltanto meccanica, le effemeridi, vale a dire le posizioni di pianeti, satelliti e pianetini per fare dei cataloghi di posizioni. Questo ruolo fu conquistato dai direttori degli osservatori astronomici perché ritenevano estremamente noioso dover fare loro a mano questo lavoro. Comunque, diciamo che appunto torniamo a questo filo storico con cui si sono sviluppate le cose. Diciamo fino al 1970 circa, le misure delle luminosità delle stelle, posizioni, le galassie, tutto quello che volete, erano misurate a mano da un astronomo sulle lastre fotografiche. E è stato all'inizio degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, che queste lastre fotografiche hanno cominciato ad essere digitizzate, cioè si è passati dall'analogico al digitale, usando delle macchine che praticamente inserendo in esse la lastra fotografica, questa veniva scansionata da un fascetto di elettroni scusate, da un fascetto di luce ottica e finiva per essere registrato, veniva trasformato in sostanza in un array digitale. Curiosamente, lasciate che vi racconti un altro aneddoto curioso. Proprio in quell'epoca molti osservatori astronomici, non solo in Italia ma in tutto il mondo, fecero quindi l'investimento di acquistare una macchina per digitizzare le lastre fotografiche e che fra l'altro costava un discreto quantitativo, costava dell'ordine di 100 milioni di lire dell'epoca, che era una cifra decisamente ragguardevole per i bilanci dei singoli osservatori astronomici. E questo fu un investimento veramente molto, molto miope, perché nel 1980 circa comparvero i famosi CCDs, i Charge Coupling Devices, che sono quelli che entreranno nelle macchine fotografiche una ventina di anni dopo. I CCD soppiantarono completamente o quasi completamente le lastre fotografiche nel giro di pochissimi anni, e i CCD fornivano direttamente un'immagine digitale saltando completamente l'analogico a pie pari, e questo consentiva quindi il processamento delle immagini, che siano immagini di un pezzo di cielo o gli spettri di stelle, galassie o quello che volete, erano già a mano, diciamo, in forma digitale. Allora, lasciate che vi racconti a che punto siamo con quello che riguarda gli strumenti di ricezione della luce proveniente dal resto dell'universo. La più grande fotocamera attualmente in uso negli osservatori astronomici è quella che si chiama Hyper Supreme Camera al telescopio Subaru del Giappone. Si trova in realtà in cima a una montagna delle Hawaii,
e questa è un array di CCDs per complessivi 870 megapixels. È ha un diametro di circa 40 centimetri e raccoglie la luce che proviene da un campo più o meno circolare, come vedete, di cielo che ha come diametro 1,5 gradi, che corrisponde a 3 diametri della Luna, per dire. Quindi ci starebbero messi lì queste di traverso 3 lune, per dare un'idea di qual è. Questo è dei grandi telescopi quello che ha il campo maggiore attualmente in uso. Nel campo nell'infrarosso, qui parlo, mentre questo del recettore per il telescopio Subaru lavora nell'ottico, vale a dire fra circa un terzo di micron e 1 micron di lunghezza d'onda. Per quest'altro strumento che si trova in uno dei telescopi europei in Cile, è per l'infrarosso, cioè lavora essenzialmente fra 1 e 2 micron, 2 micron e mezzo, ed è composto da un recettore che si chiamano array per infrarosso, che ha soltanto 67 megapixels, però per cui sembra che il data flow, come si dice, il flusso di dati generato da questo strumento sia dell'ordine di 10 volte minore che non quello della camera ottica precedente. Ma invece non è così, perché siccome il calore termico del recettore stesso, pure se è raffreddato a temperature bassissime con azoto liquido, eccetera, bisogna leggere i recettori molto più rapidamente prima che che vadano in saturazione per effetto del calore stesso del telescopio e degli oggetti dello strumento medesimo. Quindi tocca leggere l'array molto frequentemente, e questo in effetti finisce per generare un flusso di dati molto più grande. Ora, in questo viewgraph avete quali sono i prossimi passi, diciamo, i prossimi grandi strumenti a terra. Non cito, se non di sfuggita, lo spazio. Per esempio, qui avete, partendo da sinistra, l'Extremely Large Telescope europeo, che è attualmente in una fase avanzata di costruzione, sarà pronto nel 2026, alla fine del 26, quindi fra pochi anni. E questo telescopio ha un diametro, lo specchio del telescopio ha un diametro di 39 metri e la cupola, l'edificio che lo contiene, ha le dimensioni all'incirca del Colosseo, per dare un'idea. Lasciamo perdere quelli due in mezzo. Sì, possiamo anche. LSST è uno strumento per survey, che fare immagini di grande campo del cielo in varie lunghezze d'onda. Invece il CTA, che vuol dire Cherenkov Telescope Array, è destinato a raccogliere luce ottica prodotta da particelle di alta energia generate nell'atmosfera dall'arrivo di fotoni di raggi gamma di estremamente alta energia, e quindi producono poi uno sciame in aria con la produzione di luce Cherenkov, come si chiama. Questo avviene quando particelle cariche si trovano a muovere con una velocità superiore a quella della luce nel mezzo attraversato. Dunque, io mi parlerò più estesamente dell'ultimo, questo SKA, sta per Square Kilometer Array, ve lo illustrerò fra un istante. Per dare un'idea
del flusso di dati, voi saprete che il giorno prima di Natale è stato è stato lanciato nello spazio il nuovo satellite, il nuovo telescopio spaziale, James Webb Space Telescope, che attualmente è già arrivato in posizione dove dovrà stare a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e produrrà un data flow di circa 235 gigabits al giorno. Non è un flusso particolarmente elevato, perché in recettori così grandi come quelli che vi ho mostrato poco fa è ben difficile riuscire, cioè, costerebbe troppo, mettiamola così, lanciarli nello spazio. Quindi ha recettori più modesti, però con capacità che non sono possibili da terra. Lasciatemi espandere un attimo invece su questo che è uno dei più grossi progetti attualmente in avanzata fase di realizzazione, che è lo Square Kilometer Array. Questo diciamo è nato con l'ambizione di avere una superficie di raccolta di onde radio di 1 chilometro quadrato. Poi, visti i costi e tutto il resto, più modestamente si è scesi a circa un po' meno della metà di questo, almeno alle basse frequenze. Allora, questo in realtà non è un telescopio, un radiotelescopio, ma saranno due. Uno di questi lavora a bassa frequenza, e lo vedete nella parte sinistra di questo viewgraph, è fatto da una distribuzione sul terreno in un deserto dell'Australia di 130.000 antenne, di cui vedete un esempio in quei strani circoletti che vedete lì. E invece avete in Sudafrica avete il corrispondente a frequenze, che lavorerà a frequenze più elevate, e consiste di 200 antenne di 15 metri di diametro ciascuna. L'Italia partecipa ad ambedue al progetto complessivo che si chiama appunto Square Kilometer Array. Ora, quello di cui vi illustro in questo viewgraph è la quantità di dati che verranno prodotti. Partiamo dall'angolo a sinistra in alto. Avete, per quello che riguarda la parte a bassa frequenza, cioè quello sistemato in Australia, avete la quantità di dati prodotti giornalmente corrisponde a 35.000 DVD al giorno. E analogamente per quello che riguarda la controparte ad alta frequenza, voi avrete una cosa del tipo, scusate che dovrei, sono l'equivalente di quanto può contenere un laptop. Ci vogliono per raccogliere i dati raccolti in un giorno, ci vorrebbero 340.000 dei laptops attualmente in uso. La quantità di dati si misurano in bytes o bit, che sono formati di 8 bits ciascuno, e siccome se ne sono a valanga di questi dati, voi siete tutti abituati con i giga, perché i telefonini, il flusso dei dati si misurano globalmente in giga nella nostra attività quotidiana. Ma i giga non bastano, se uno va il 1000 giga sarebbero 10 alla 12 bytes, sono i tera. Un milione di giga
sono i peta e poi andate avanti di questo passo. Ora, la quantità di dati, ecco, la necessità di immagazzinare tutti i dati prodotti da questi 2 radiotelescopi è stimato in circa 300 petaflops per il cui immagazzinamento ed analisi SKA avrà bisogno di un computer che sia da 6 a 10 volte più rapido del più rapido delle macchine attualmente esistenti. In realtà quello che ho detto non è corretto, perché questo ViewGraph è vecchio di 6 anni, non ne ho trovato un altro già pronto che aggiornasse queste cose. Però questo vi dice di quale mole di dati verrà prodotto da questo osservatorio per onde radio. E gli archivio di dati, eccolo qui, confrontato con altre cose che sono più familiari a molti di voi. SKA, solo la fase 1 dell'archivio scientifico, dovrà immagazzinare 300 petabytes di dati, laddove Facebook, lo vedete lì, tutto Facebook a livello planetario ne conta 180, e avete altri esempi tipo Google e altre cose consimili. Anche qui questo confronto non è onesto completamente, perché i numeri relativi a Google e Facebook sono quelli del 2016, mentre quelli di SKA sono quelli di quando verrà ultimato SKA, che sarà probabilmente fra una decina d'anni circa. E quindi diciamo tutto il progetto si basa sulla scommessa, mettiamola così, che continuerà il ritmo di sviluppo della capacità di immagazzinamento dati e loro elaborazione, che attualmente corrisponde a circa un raddoppio di capacità all'anno. E quindi diciamo, se questo ritmo verrà mantenuto, non dovrebbero esserci problemi a far funzionare SKA come si deve. Ora, la scelta di questi esempi che riguardano uno dei tanti campi della ricerca scientifica era giusto per dare un'idea di quanto è cambiata la quantità, qualità dei dati che sono raccolti nel giro di negli ultimi 200 anni. Ma se vogliamo stare più vicini a noi, personalmente, come dicevo all'inizio, io sono un vecchio astronomo che ho cominciato quando si cominciava appena ad utilizzare il calcolatore nella ricerca astronomica. Allora, nel corso della mia attività di ricerca siamo passati da calcolatori minuscoli, mettiamola così, quantità di dati altrettanto minuscola, a quello che è la situazione attuale, appena proiettata qualche anno in avanti, e nel corso della mia attività di ricerca, nel corso della mia vita, e quindi è stata un'esperienza personalmente veramente affascinante vedere questo incredibile sviluppo. E il messaggio con cui vorrei concludere è che voi più giovani, ragazzi che adesso avete 18 anni, pensate voglio dire, io non lo vedrò, lo vedrete voi il mondo che verrà, però se i ritmi di sviluppo dovessero rimanere gli stessi, è veramente difficile immaginare cosa ne verrà fuori, mettiamola così. Grazie.
Grazie molto. Grazie. Alvio, grazie. È veramente interessante questa cronologia della sensibilità della ricerca astrofisica. Allora, una domanda facile per Alvio Renzini, se non c'è nessun'altra domanda. C'è qualcuno che ha delle domande? Da parte delle scuole non c'è niente? Sono io, Piero. Va bene. Volevo chiedere al professor Renzini, questi miliardi di dati, la domanda terra-terra, come vengono analizzati e hanno già dato qualche immagine del cosmo diversa rispetto al passato che lui conosce da 50 anni e forse anche di più? Grazie. Dunque, quando io ho cominciato a fare questo lavoro nel 1963, quindi sono effettivamente 60 anni qua, ci manca poco ai 60 anni, voglio dire, l'immagine, la quantità di conoscenze che sono state accumulate nel frattempo e in modo accelerato è incredibile rispetto, cioè voglio dire, non sapevamo pochissimo di come evolvevano le stelle, non sapevamo che c'erano i pianeti extrasolari, potevamo immaginarlo, non sapevamo come era fatto il nostro universo, quanto fosse vecchio, quanto fosse grande l'universo a noi accessibile, cioè da cui riceviamo informazioni. E tutto questo è avvenuto, diciamo, con uno sviluppo crescente e con investimenti anche notevoli, perché, che so io, per darvi un'idea, JWST, che è stato lanciato, come dicevo, il giorno prima di Natale, è costato 6 miliardi, come il Mose. Questo è speriamo buono. che funzioni meglio. Questa è buona. Bella battuta. Grazie Alvio. Allora, grazie professor Renzini. Continuiamo con la nostra giornata e adesso è il turno di cioè, qualcuno vuole dire qualcosa? No, mi sono perso. Vogliamo la legge. La legge. Allora, adesso Chiara, devi apparire, ecco qua. Ci sono, sono qui. Ecco, allora, perfettamente. Allora, comincia a condividere lo schermo. Ecco, credo che vediate le slide. Sì, le vediamo non in... Sì, preferisco tenerle così perché poi voglio... oggi, dopo queste, diciamo, presentazioni di grande interesse da parte degli scienziati, torniamo coi piedi per terra e torniamo alle cose quotidiane un po'. E oggi cercherò e cercheremo insieme di capire quale può essere il rapporto e la relazione fra i big data, di cui in parte ci ha parlato il professor Renzini, e con quali fini interviene la legislazione e il diritto e la giurisprudenza a cui faceva riferimento la Presidente in apertura, anche per capire poi quali sono i fini dell'uso dei dati e quali sono le tutele, i mezzi di protezione per gli individui e i gruppi. Perché parlo di mezzi di protezione di individui e gruppi? Perché quando parliamo di big data e per come ve ne parlerò io, in buona parte parliamo di dati personali, cioè di dati che riguardano persone fisiche. Ora io vorrei che gli studenti, naturalmente le studentesse e chi ci assiste, se volete potete andare su questo sito, inserire questo codice e rispondere alla domanda con 3 parole chiave: qual è secondo voi la relazione fra big data e diritto? Ovviamente non è una interrogazione, ma è un modo di partecipare alla lezione. Quindi io aspetto le vostre risposte. Potete farlo anche dal cellulare o da un computer.
anche i relatori possono farlo che hanno parlato prima di me. Sì. Qual è secondo voi la relazione e il rapporto fra i big data e il diritto? I big data, quindi grandi masse di dati, pensiamo ai dati usati dagli ospedali, pensiamo ai dati usati da Facebook, pensiamo ai dati usati dalle grandi compagnie, per esempio in materia di mobilità e di trasporti, per fare alcuni esempi. Pensiamo anche ai dati usati dall'intelligence, ai dati usati dalle scuole per fare gli esami online, per esempio. Questa è stata una questione non indifferente negli scorsi anni. Cominciano ad arrivare un po' di risposte. Ne dobbiamo aggiungere 3 di parole? Sempre? Sì, 3 parole. 3 parole. Anche gli studenti, se vogliono. Sì, 71. Io comincio a vederne alcune, poi pian piano che arrivano me le farò vedere. Anzi, possiamo farlo forse già. Ecco qua, allora cominciano ad arrivare delle risposte, cominciano ad arrivare senz'altro. Il numero mi è scomparso. È qui sopra, 71836475. Che messo nella chat se volete. 71136475. Ecco, è nella chat, perfetto. E, quindi senz'altro vedo guadagnare, senz'altro questo è vero, pensiamo alle grandi compagnie che hanno proprio il trattamento dei dati come parte integrante del modello di business, pensiamo a Google, pensiamo a Facebook, pensiamo alla digital economy più in generale, senz'altro si pone un problema grande come una casa di tutela della privacy, come vedo che emerge. Senz'altro c'è un problema di informazione, di gestire le informazioni non solo per trarne conoscenza, ma anche da gestirle nei rapporti fra persone, per esempio fra chi ha le informazioni e tratta i dati e chi è il soggetto di quelle informazioni. Quindi molto spesso tutti noi, senz'altro si pongono problemi di sicurezza dei dati e di costruire sistemi sicuri, e senz'altro il diritto ha un ruolo in questo. Ci sono poi alcune parole inserite che nulla hanno a che fare col diritto e neanche con la protezione dei dati, ma forse con l'essere molto giovani. Abbiamo poi alcuni problemi che effettivamente si pongono al diritto in modo molto complesso e che sono di difficile risoluzione, come effettivamente ci diceva anche la Presidente in apertura. E questi problemi sono in particolare quelli della manipolazione, quindi i problemi che il big data e l'uso di questa conoscenza rispetto agli individui pone rispetto alla loro libertà e all'esercizio della loro autodeterminazione. Ci sono dei problemi che riguardano la gestione della pubblicità ingannevole, per esempio, e dell'influenza basata sull'uso dei dati e così via. Quindi vediamo che molti sono i problemi che il diritto si trova ad affrontare rispetto alla gestione e alla disciplina dei big data. Possiamo però vedere come tutti questi problemi si sostanziano poi in scelte che possono essere anche molto diverse rispetto alle regole con riguardo alla raccolta. Cosa vuol dire? Cioè alle regole che riguardano la possibilità di raccogliere i dati e in che modo, naturalmente, l'uso di questi dati, con quali fini, con che limiti, con che norme di sicurezza, la circolazione, come i diversi attori possono scambiarsi questi dati, per quanto tempo possono essere conservati e in che modo, con quali misure di tutela ancora una volta, e quali sono poi invece i casi in cui questi dati vanno eliminati e cancellati. Altra domanda: secondo voi quali sono i fini
e gli ambiti rispetto ai quali si regolano e si devono regolare per forza, perché altrimenti si crea una confusione pazzesca. La raccolta, l'uso, la circolazione, la conservazione e la cancellazione dei dati personali. Che succede? Anche qui, se volete andare sul sito e inserire un codice che è diverso, e anche qui vi invito a dare qualche risposta, quindi anche qui a immaginare alcuni ambiti in cui secondo voi è più importante, più rilevante. Abbiamo sentito per esempio quello della ricerca scientifica, no? Con le relazioni che mi hanno preceduto, molto importanti. Per esempio nell'ambito della biologia si pone il problema delle banche dati, no? E poi quali sono i fini che il legislatore può, cioè chi fa le regole, può perseguire nella regolamentazione. Vedo Ho riscritto il codice nella chat così lo vedete. Perfetto, grazie mille. Senz'altro si pone il problema di costruire un sistema di governance e di gestione dei dati che tuteli la riservatezza e la privacy. Sicuramente per alcuni usi, per esempio gli usi a fini di ricerca scientifica o di ricerca medica, ma anche più in generale a fini conoscitivi, si pone il problema di costruire degli strumenti che effettivamente, come dire, permettano un uso scientifico e statistico adeguato. Spionaggio, si pone il problema molto forte dei limiti dei poteri pubblici, e non solo pubblici ma soprattutto pubblici, rispetto all'uso dei dati personali dei cittadini, e quindi il problema di intelligence. Si pone senz'altro un problema di guadagno e di regolamentazione anche economica dell'uso economico dei dati. E infatti se andiamo a vedere quali sono gli ambiti, alcuni degli ambiti in cui il diritto interviene nella regolamentazione dei big data, vediamo senz'altro l'ambito della tutela dei dati personali e della riservatezza, quella della non discriminazione, e ci soffermeremo poi, e quello dell'uso dei big data per tutelare i diritti fondamentali. Possiamo pensare appunto all'uso dei big data in ambito medico per tutelare la salute, per fare un esempio. C'è poi tutto un altro settore che emergeva anche dalle vostre risposte, che riguarda l'uso economico, l'uso a fini profittevoli dei dati personali, e qui emergono varie altre questioni, fra cui quella della disciplina dei rapporti fra professionisti e consumatori, quindi come i dati personali possono essere utilizzati e con quali limiti nelle relazioni di mercato e di vendita. La tutela della proprietà intellettuale, pensate al caso in cui appunto si costruiscano banche dati molto articolate e a quel punto interviene un problema di tutela della proprietà intellettuale, ma anche la disciplina della concorrenza. Cosa vuol dire la disciplina della concorrenza? Per esempio, un grande social network è in una posizione di monopolio, cioè di gestione sostanzialmente del mercato, e il fatto che abbia accesso a un grandissimo numero di dati, a fonti di dati, impedisce o limita fortemente l'ingresso di altri attori del mercato. Noi ci concentreremo oggi, per ragioni anche di tempo, sui primi tre aspetti, non quelli che riguardano i profili economici o non soltanto, ma quelli che riguardano invece la tutela dei diritti fondamentali. Partiamo dall'inizio e partiamo dal profilo più ovvio e più semplice anche, no? È chiaro che se si trattano grandi masse di dati si pone un problema di tutela dei dati personali, della protezione della privacy e della riservatezza. Vorrei farvi un esempio, perché in generale
diciamo, quando lo pensiamo in astratto è molto facile, no? Pensare ai problemi della riservatezza, la privacy, è anche una parola che abbiamo molto sentito probabilmente. Poi però dobbiamo andare a vedere il caso concreto. Immaginiamo un'azienda che raccoglie da internet una serie di informazioni personali che riguardano la signora Maria, per esempio l'email, il numero di amici su Facebook, il tipo di foto pubblicate su Instagram con un profilo pubblico, il tipo di locali frequentati, eccetera, eccetera. E l'azienda fornisce alle banche un servizio di valutazione del rischio di insolvenza. Cosa vuol dire? Del rischio che poi i clienti non paghino i prestiti ricevuti, fra cui anche la signora Maria. La signora Maria va in banca perché deve comprare una casa, chiede un mutuo alla banca X che lo rifiuta perché la percentuale di insolvenza che è uscita dal software è troppo alta. Allora, qui possiamo chiederci se la signora Maria può ottenere dall'azienda Y, che è l'azienda che ha fatto il software, eccetera, una spiegazione della logica utilizzata in quel software. Questo è un esempio di protezione dei dati personali e tutela dei dati personali che va oltre l'idea di privacy come esclusione degli altri da qualche informazione che ci riguarda, ma che ci fa capire come l'uso dei dati personali si inserisce nelle relazioni e nei rapporti commerciali anche quotidiani che abbiamo e che crea uno squilibrio di potere che in qualche modo va gestito e regolato. E allora qui per esempio si discute in base a varie norme del GDPR che non sto a illustrare dell'esistenza del diritto ad una spiegazione della signora Maria in relazione al diritto all'autodeterminazione informativa. Cosa vuol dire autodeterminazione informativa? È quel diritto di derivazione tedesca che si sostanzia nella possibilità di controllare l'uso delle informazioni che ci riguardano fatto da altri, proprio perché si dice l'uso che altri fanno delle informazioni ha un'influenza su di noi e quindi noi ci dobbiamo poter autodeterminare anche rispetto alla sfera informativa e quindi delle informazioni che ci riguardano. Questo esempio ci porta più in generale a farci una domanda, che è una domanda chiave a cui il diritto ha dato una risposta parziale e in continua evoluzione, che è quella di come si regola il potere conoscitivo che il trattamento dei dati porta con sé nella relazione fra chi tratta i dati e la persona che è descritta attraverso quei dati. Nel nostro caso, come si regola quel potere dovuto all'uso dei dati che hanno l'azienda Y e la banca nei confronti della signora Maria. Questa è una questione enorme che sta occupando moltissimi studiosi, non soltanto i giuristi. Penso per esempio a un libro molto bello, anche abbastanza facile, che è Il capitalismo della sorveglianza della professoressa Zuboff, che cercano una serie di studi che cercano di indagare questo potere e capire anche poi come fronteggiarlo e come regolarlo. Il diritto da parte sua fa un tentativo e tutela per esempio il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e della vita privata e costruisce una fitta rete di obblighi di chi tratta i dati e di diritti dell'interessato. Chi è l'interessato? La signora Maria, cioè la persona i cui dati riguardano. Primo punto. Secondo punto, trovate qui un profilo di non discriminazione. Credo che questo profilo, vorrei farvi un esempio che riguarda un profilo non solo individuale ma anche collettivo. Allora, è qui un altro inserimento e devo dire che le cose, le parole inserite, diciamo, non proprio
pertinenti, facevano ridere alla prima, alla terza ce le possiamo anche evitare. E la domanda è: quali sono i rischi dell'uso dei big data nelle tecnologie emergenti? Pensiamo per esempio all'intelligenza artificiale rispetto alla discriminazione di alcuni gruppi che tradizionalmente sono oppressi. Pensiamo alle donne, pensiamo ai neri, pensiamo ai disabili. Allora, questa è la domanda e vi chiedo di nuovo di rispondere attraverso il codice che possiamo mettere nella chat. Se vuoi ce lo sto... Ok, perfetto. Il problema quindi è quello di capire quali sono i rischi, quali sono i pericoli dell'uso dei dati rispetto ai problemi di discriminazione che si possono creare nei confronti dei gruppi che purtroppo nel nostro contesto sono oppressi e discriminati. Ecco, comincio a vedere alcuni risultati, alcuni molto interessanti, devo dire, fra cui per esempio vedo, e adesso li condivido con voi, vedo per esempio il riferimento al razzismo. Senz'altro un problema che si crea è quello di un perpetrare dei modelli razzisti o discriminatori attraverso l'uso dei big data, e lo vedremo con un esempio. Di nuovo si pongono senz'altro problemi di privacy, che però qui, attenzione, è interessante che si declinano in un modo collettivo, perché il problema non è unicamente che vengono usati magari in modo illecito dei dati che riguardano una singola persona, ma il problema è che l'uso di dati di un gruppo crea degli effetti pregiudizievoli. Infatti vedo la parola pregiudizi, e qui è uno di quei casi in cui il pregiudizio esistente nella società e che si riflette nei dati porta poi con sé delle conseguenze negative, creando senz'altro dei modelli fondati sul pregiudizio, come per esempio vedo che avete scritto quando scrivete Biated models, che effettivamente sono un problema. Altro problema senz'altro è la creazione dell'esclusione. Benissimo, perché vedremo che in alcuni casi, per esempio, è stato fatto uno studio che i sistemi di intelligenza artificiale di riconoscimento facciale sono molto più accurati nei confronti dei maschi bianchi, cioè funzionano molto meglio nei confronti dei maschi bianchi piuttosto che nei confronti delle donne, ancora meno delle donne nere. E questo per esempio è un problema perché ovviamente poi quando questi sistemi sono utilizzati creano una discriminazione essi stessi. E ancora vedo molto interessante la parola generalizzazione, che effettivamente ci porta con sé il problema di ascrivere a un soggetto, perché è donna, per esempio parlo di donne visto che sono una donna, a un soggetto perché donna una caratteristica che magari in base ai dati viene ascritta al gruppo donne, ma magari non riguarda la mia persona. E tornando al nostro, alla nostra presentazione, vi faccio un esempio reale che è stato studiato in questo articolo che trovate citato qui, e che è stato un articolo che ha avuto molta risonanza. Immaginiamo che ci sono due persone, un uomo bianco e una donna nera, che sono arrestate entrambe, ognuna per i fatti suoi, per aver commesso un piccolo furto. Le autorità usano un programma per computer per valutare la probabilità
che ciascuno commetta un crimine in futuro. Probabilità che, come capite, avrà un rilievo nelle scelte che riguardano la libertà o invece la libertà, mettiamo così, di questi soggetti. E allora andiamo a vedere, questo studio ha indagato molti casi, tra cui questo, in cui c'era appunto questo uomo bianco e questa donna nera. All'uomo bianco viene dato un rischio molto basso, 3, alla donna nera un rischio molto alto, 8. I crimini precedenti dell'uomo bianco erano quelli di due rapine a mano armata e un tentativo di rapina a mano armata, e i crimini successivi sono stati significativi, molto significativi. Mentre nel caso della donna nera avevamo 4, diciamo, piccoli reati giovanili. Mi sentite? C'è qualche problema? No, va bene, va bene. Vai, sono io che mi hanno telefonato, ma ho buttato giù il telefono. Ah, ok. Successivamente la donna nera non ha commesso crimini, anche se il suo rischio di commettere crimini era molto più alto. E i ricercatori che hanno fatto questo studio, che si basa su questo esempio e su molti altri esempi, naturalmente, si sono chiesti perché il sistema era così inaccurato e perché faceva degli errori così clamorosi. E nello studio hanno visto che la formula usata per questo algoritmo era una formula particolarmente propensa a segnalare falsamente gli imputati neri come futuri criminali, etichettandoli erroneamente in questo modo, quasi al doppio del tasso degli imputati bianchi. E gli imputati bianchi, d'altro canto, sono stati erroneamente etichettati come a basso rischio molto più spesso degli imputati neri. Allora, un problema che si pone qui qual è? È che questi, ce ne sono molti, come capirete, rispetto ai big data, il problema che si pone è che molto spesso questi sistemi sono allenati sulla base dei dati esistenti, e i dati esistenti anche in base a discriminazioni di classe, economiche e sociali, spesso come dire, fotografano una discriminazione esistente. Quindi, allenando questi sistemi sulla base di una discriminazione esistente, il risultato è che costruiamo sistemi discriminatori. E a questo proposito il procuratore generale degli Stati Uniti nel 2014 ha affermato che i punteggi di rischio potrebbero iniettare pregiudizio nei tribunali, e ha affermato che possono esacerbare disparità ingiustificate e ingiuste che sono già troppo comuni nel nostro sistema di giustizia penale e nella nostra società. E qui allora si pone il problema di come andare a regolare l'uso di dati personali dei big data nell'allenamento dei sistemi informatici con fini predittivi, col fine di evitare le discriminazioni. Sul punto, un primo tentativo che è oggetto di grandi dibattiti sta nell'articolo 5 dell'Artificial Intelligence Act, che vieta da parte delle autorità pubbliche l'uso di sistemi di intelligenza artificiale ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche sulla base del comportamento, se il punteggio poi ottenuto può portare con sé un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone o di interi gruppi. Quindi vedete come il diritto cerca di dare una risposta, seppure una risposta senz'altro parziale e ancora oggetto di discussione. Ultimissimo punto, uso dei big data per tutelare i diritti fondamentali. Come vi dicevo, un esempio potrebbe essere quello della salute, un esempio che, come dire, sta a tutti molto a cuore visto il contesto in cui viviamo in questo periodo. Ancora una volta vi chiederei di rispondere alla domanda. Ancora una volta, se potete evitare, ma oramai ho capito che non è possibile, le battute.
La domanda è quindi quali possono essere i problemi o le questioni che il diritto deve affrontare nell'utilizzare i big data per tutelare i diritti fondamentali, per esempio la salute. Senz'altro la privacy, e questo è senz'altro vero. Sto cominciando a vedere le risposte. Senz'altro il problema della privacy è importante, e vediamo un ambito in cui ci può essere un conflitto fra un uso dei dati per tutelare i diritti fondamentali, per esempio attraverso una ricerca medica o uno screening a livello nazionale o internazionale, e la tutela della riservatezza dei pazienti. Senz'altro c'è un problema di inaccuratezze. Vedo che state andando a rispondere a un tema di possibile inaccuratezza dell'uso dei dati, e quindi c'è bisogno di andare a costruire un sistema che regoli come utilizzare quei dati per fini scientifici o di tutela della salute. E qui vedo che fate riferimento al Green Pass, ed effettivamente è una questione, no? Abbiamo visto come un problema era come gestire dati che servivano per tutelare la salute, anche evitando le discriminazioni e tutelando la riservatezza. Vi faccio solo vedere un pochino le risposte di ora a questa domanda. La privacy, diciamo, fa da padrone, e torno poi per concludere alle mie slide. Alcune delle domande che si pongono, per esempio, sono se un ricercatore può in ambito medico utilizzare i dati che sono stati presi da Facebook a fini di marketing. Per esempio, le abitudini alimentari e di vita quotidiana di un numero significativo di persone. E poi questo studioso andare e prendere questi dati che sono stati raccolti per altri fini e utilizzarli per la ricerca scientifica è rispettoso questo del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali delle persone cui i dati concernono, e queste persone possono opporsi a un trattamento di questi dati e dire che non lo vogliono, e d'altra parte può un ente di ricerca chiedere ed ottenere da un'impresa o da un altro ente alcuni dati che sono funzionali a portare avanti la ricerca medica, se non li conosce e non può avere accesso. Queste sono alcune questioni che ci fanno capire come è centrale costruire una governance di gestione dei dati personali quando questi sono utilizzati anche per fini che riguardano la protezione e la tutela dei diritti fondamentali. E vediamo come si articolano in modo anche diverso le pretese, no? Perché magari un paziente può non volere un trattamento, e per questo trattamento è necessario per tutelare la salute pubblica, e quindi bisogna trovare un modo di comporre questi possibili conflitti. Un orizzonte europeo ancora in fase di progettazione in questo senso è lo spazio europeo dei dati sanitari, la Commissione europea sta promuovendo, e che sarà volto a costruire un sistema di gestione dei dati e di norme per la condivisione dei dati, per garantirne la qualità e quindi evitare inaccuratezze, costruire una solida
rete, di infrastrutture e di interoperabilità. Ora, per concludere, abbiamo visto che il rapporto fra Big Data e diritto è un rapporto complesso e che pone il problema della regolamentazione, della raccolta, dell'uso, della circolazione e della governance dei dati. E con riguardo ai fini della regolazione abbiamo visto che si permette la raccolta e l'uso dei dati per vari fini, sia economici che di tutela dei diritti fondamentali, e che però nel farlo bisogna far fronte e tenere in conto il rischio per la persona, andando a tutelare la sua autodeterminazione, e per i gruppi in particolare garantendo la non discriminazione. Io mi fermo qui e vi ringrazio. No, grazie a te per questa presentazione. Grazie. Come concludere? Allora, intanto ci sono altre domande. Qualche domanda? Un nuovo messaggio, aspettate. Questo chi è? No, questi sono messaggi che rispondevano alla richiesta di Chiara di dire delle parole chiave. No, direi una domanda mia, Piero, da letterato alla professoressa Angiolini: il rapporto tra quello che sta succedendo nei dati, nel controllo dei dati, rispetto a quello che ci aveva fatto leggere Orwell con il suo 1984 e il Grande Fratello. Non so se la professoressa Angiolini si ricorda o se l'ha mai letto, il condizionamento di massa dovuto dal Grande Fratello. Abbiamo pericoli di questo tipo, con una domanda ingenua, rispetto alla legislazione internazionale? Grazie. È una domanda da $100 milioni. Senz'altro sì, ci sono questi rischi. Un libro molto interessante a questo proposito è quello di Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, perché che sia un libro che descrive bene quali sono le operazioni in atto, che sono un po' diverse forse da quelle che aveva previsto Orwell, perché appunto prevedono una concentrazione della conoscenza in capo a grandi soggetti, e però è un discorso che ci porterebbe veramente molto in là. Quindi rispondo con una citazione bibliografica, ecco. Grazie mille, era proprio quello che volevo sapere, perché mi ero segnato Il capitalismo della sorveglianza, mi mancava il nome dell'autore, Zuboff, giusto? Zuboff. Russo? Zuboff, con la Z. Zuboff, è russo? Vive in Russia? È una professoressa che scrive in America. Ah, ok. In America. Perché in Russia Grazie mille. Vedo che c'è un'altra domanda. Sì? Chi dovrebbe proteggerci dai big data? La politica nazionale e internazionale dei comitati di cui siamo anche cittadini. Tutti e nessuno, nel senso che penso che le risposte vadano articolate senz'altro su più livelli, e per tornare al contenzioso e alla giurisprudenza che citava la Presidente in apertura, un ruolo credo che possano averlo senz'altro le associazioni dei cittadini, anche attraverso azioni collettive in giudizio, e abbiamo esempi in questo senso anche. Ci sono delle domande che volete fare voi presentatori? Posso fare una domanda o un commento? Dimmi. Piero, posso? Sì. Come no, certo. Ah sì, volevo dire, noi oltre che utilizzare dati dalle banche dati quando andiamo su internet, su Google, quello che volete, in realtà forniamo dati contemporaneamente, nel senso che certo, tutto quello che noi clicchiamo in qualche modo rimane memorizzato da qualche parte. Per esempio, quando noi accettiamo i cookies perché abbiamo fretta e vogliamo leggere un articolo di giornale e ci compare una cosa per cui se vuoi continuare a leggere devi accettare. Tu accetti. Accettiamo, io accetto sempre perché non ho segreti per nessuno, però
diciamo, cosa sappiamo di chi e come e con quali conseguenze viene fatto uso delle informazioni che del nostro utilizzo di internet genera. Sì, questo è un po' il caso della signora Maria di prima, l'esempio che volevo fare era proprio questo, cioè il punto è che ovviamente questi dati usati singolarmente e presi singolarmente non hanno un grande valore e un grande potere conoscitivo. Il punto è proprio che ci sono alcune aziende e alcuni enti che fanno un'analisi integrata di questi dati, no? E allora il punto è che da lì si crea un potere conoscitivo molto forte in capo a chi ha questa conoscenza, e quindi il tentativo che fa il GDPR, che è stato in parte anche criticato perché ineffettivo, è quello di creare una serie di obblighi di informazione in capo a chi tratta i dati. Vi sarà anche capitato di andare a vedere, no, le privacy policies dei vari siti, obblighi di informazione che spesso sono abbastanza formalistici, nel senso che poi se dovessimo andare veramente a leggere tutte le privacy policy non faremmo altro per tutto il giorno, e quindi questo però è un problema significativo. È vero però che il fatto che siano pubbliche aiuta alla trasparenza, no? Perché almeno, come dire, posso andare a vederle. Un problema significativo che si pone con riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale è il fatto che e di strumenti molto sofisticati, e che l'informazione su come sono utilizzati i dati e per quali fini spesso è difficile da predeterminare anche per l'opera che utilizza quello strumento, e quindi questo crea un ulteriore problema e un ulteriore problema di opacità che si aggiunge a già un contesto molto complesso. Ecco. Bene, e altre cose che vogliamo dire? Penso che non mi è mai suonato il telefono in questi giorni come in queste 2 ore, è una cosa incredibile. Infatti, non so, poi seguite una chiamata, non si rendono conto. Grazie Piero. No, va benissimo. Io volevo chiedere ad Adriano, secondo lui quanto tempo ci vuole che ci troveremo in una situazione tipo HAL 9000? Ti ricordi? Sai chi è? Sì, no, cioè sì, certo, però viene chiamata singolarità quella, ma beh, molto tempo penso. Più che altro, allora, una cosa interessante è che negli ultimi 2 anni, quella che è la legge di Moore, ovvero che ci permetteva di andare sempre più veloci con i computer, si sta in realtà quasi fermando, ed è una legge empirica che dice che ogni 18 mesi si duplica il numero di transistor su una determinata superficie, che in pratica significa che i computer diventano il doppio più veloci ogni 18 mesi. Però è una legge empirica, quindi si sta appunto fermando, perché oltre un tot non riusciamo a diminuire quella che è la dimensione dell'elemento del fondamento di un computer, che è il transistor. E quindi in realtà, se in effetti si continuasse così, potremmo dire sì che tra qualche decina d'anni, centinaia d'anni, si potrebbe arrivare ad avere delle macchine senzienti nel vero senso della parola, però non è affatto detto, perché questa legge in realtà è solo empirica e fino adesso ha funzionato, ma sta rallentando. Ma poi ci sono delle cose strane che succedono, che per esempio, siccome l'uso di questi chip è così generalizzato dappertutto, adesso ci sono delle linee di produzione che sono ferme perché non ci sono abbastanza chip in giro. Sì. È una cosa abbastanza impressionante. È come se ci fosse una specie di limite che l'economia generale pone a se stessa, se non... Sì. No? Se non C'è una cosa interessante che va sempre più sul filosofico piuttosto che sul tecnico. Ci sono dei modelli di machine learning, sempre di natural language processing, quello di cui parlavamo prima, che sono
diventati talmente buoni che ci si può avere una conversazione e sembra parlare con un interlocutore umano. Quindi, avendo studiato, diciamo, tutte le parole, tutti i documenti che sono presenti su internet, miliardi di dati, sono in grado in qualche modo sembrano essere in grado di comprendere proprio qual è il significato delle frasi, delle domande che gli vengono poste. E quindi, se si chiama GPT-3, è un modello di OpenAI, che è una delle aziende fondate da Elon Musk, che poi ce ne sono altri di DeepMind, in pratica, che è di Google invece, e sono talmente buoni che appunto sembrano essere effettivamente senzienti, così tanto che effettivamente sembrano aver già raggiunto quello che chiedevi tu. Il fatto è che non è vero, quindi la domanda è quasi abbastanza filosofica, cioè quando è che qualcosa è senziente? Se qualcosa sembra effettivamente molto senziente, lo è o non lo è? Qual è il punto di non ritorno, diciamo? E quindi la risposta è che adesso no, non lo sono, anche se ci sembrano essere molto vicini. Però per arrivare a quello che dici tu, che si chiama singolarità, penso ci voglia molto del tempo. Bene, grazie. Io direi che se non ci sono altre domande, tutti a posto? Grazie Piero, io volevo ringraziare tutti, faccio gli onori di casa. Sì, grazie davvero. Dell'Ateneo Veneto, ringrazio la Presidente, ringrazio tutti i partecipanti, le scuole e soprattutto gli studenti e gli insegnanti, che penso abbiano molti materiali su cui riflettere, e ci sentiremo ancora il prossimo anno. Dunque, per correttezza della privacy, vi devo dire che questo programma che abbiamo, questa giornata è stata registrata e quindi sarà messa a disposizione di chi la vuole. Sia come un sito web oppure come file come un file indipendente che uno può, diciamo, distribuire. Ecco, grazie Piero, anche da parte dell'Ateneo. Se questa registrazione potete mandarla al sito dell'Ateneo Veneto, all'UAR, e quindi poi loro ci pensano a distribuirla tra tutti i soci. Adesso verrà elaborata da diciamo, da Emanuele Potetti, che è il nostro Angelo che ci guarda da dietro, perché va bene. Grazie a tutti. Grazie mille. Buon lavoro a tutti quanti. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie. Grazie Vlad, grazie Lenzini.